mancano racconti di terribili e fatali incidenti. Nonostante questo, era un'attività che presentava un certo fascino. È proprio in onore di quegli uomini e per non disperdere la memoria della loro storia millenaria che la comunità di Codissago ha ricostituito nel dicembre 1982 la famiglia di Zattere Menadas della Piave. Con regole gestionali ben precise, nel rispetto della tradizione storica, la famiglia ha svolto da allora una fervida attività formale e pratica, con iniziative volte al recupero del patrimonio storico, sublimate nella realizzazione del Museo degli Zattieri del Piave a Codissago, o nelle molte rievocazioni, con il presupposto di dover imparare a costruire le zattere proprio come quelle dei padri, con le stesse tecniche materiali e con le quali ridiscendere ancora la Piave, come è avvenuto per secoli fino alla prima parte del Novecento. Negli anni, l'attività dell'associazione si è sviluppata, gettando le basi per una ricerca sul trasporto via fiume in diversi luoghi d'Europa e poi ancora nel mondo intero. La famiglia si è resa protagonista di significative esperienze sulle zattere lungo diversi fiumi d'oltre confine, consolidando una fratellanza con le altre associazioni continentali, ognuna delle quali porta in dote la propria tradizione secolare. Orgogliosamente, la famiglia degli Zattieri e Menadas della Piave, assieme ad altre 7 associazioni europee, ha avviato uno statuto internazionale che comprende ad oggi 41 associazioni di tutto il mondo. Oltre ad aver partecipato a tutte le assemblee ed incontri fin dal lontano 1986, la famiglia ha organizzato l'Assemblea internazionale del 2005 e lo straordinario 21° incontro internazionale tra agosto e settembre 2018, che ha visto la partecipazione di 150 zattieri di tutta Europa. I vari gruppi, riuniti nel centro di Longarone, hanno dato vita ad una vivace sfilata conclusasi con la Santa Messa nella chiesa del Michelucci, uno dei monumenti alla memoria della tragedia del Vajont. Buongiorno, buongiorno, ditemi che non sono brava e che non vi accontento. Mi avete richiesto in tanti di rivedere questi zattieri e io ve li ho fatti vedere perché le radici sono anche queste, la storia, il lavoro, il sudore, la fatica. Non si lamentavano mai, lavoravano tanto. Parlavo col mio ospite, che adesso presento subito, l'eleganza che c'è sempre contraddistinto, e vi presento subito il professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università degli Studi di Padova. Grazie veramente, professor Dalla Zuanna, di essere qui. Saluto anche da Roberta Resto da Cavallino Treporti, sindaco di Cavallino Treporti. Buongiorno sindaca, grazie di essere qui, veramente grazie. Grazie a lei. Grazie. Allora inizierei proprio da queste bellissime immagini che abbiamo visto, professor Dalla Zuanna, per far capire che anche i numeri erano diversi una volta. Erano diverse le famiglie, erano in tanti, tantissimi, tanti figli,
il rispetto della famiglia, soprattutto dei diversamente giovani, e soprattutto questo lavoro molto faticoso ma che veniva fatto con una passione incredibile. Forse che negli anni abbiamo perso perché qualcuno non ce l'ha più insegnato. Cosa ne pensa e com'è la situazione del suo importante osservatorio, professor Dalla Zuanna? Intanto effettivamente avete fatto benissimo a far rivedere queste immagini, perché bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo, no? Cioè questi lavori che adesso fortunatamente, nel senso che erano lavori faticosissimi, che avevano anche tanti incidenti, tante cose, cioè non era facile, perché questa gente qui facevano una cosa, forse vale la pena di perdere un minuto per dirlo, no? Loro arrivavano giù i tronchi dal Cadore o da altri posti, Codissago e Longarone, quindi proprio sotto il Cadore, li mettevano insieme, li legavano fra di loro, facevano queste grandi zattere di tronchi e li portavano giù fino in laguna, appunto, e approfittando anche del fatto che riuscivano sopra questi grandi tronchi a trasportare anche persone e cose, no? Se qualcuno di voi ha letto il libro, per esempio Marco e Mattio di Vassallo, racconta proprio queste storie incredibili che sono andate avanti per secoli. E c'era tutta un'economia basata su queste cose qui, insomma, su questo grande scambio fra la montagna e la pianura, no? Con la montagna che dava legname e la pianura che mandava su materiali, storie, eccetera. E questa è una cosa che è andata avanti fino a quando è arrivata la rivoluzione industriale, quando sono arrivate le ferrovie, quando sono arrivate altre cose che hanno determinato il tramonto anche di questa economia. È un po' quello che sta succedendo anche adesso, per venire all'attualità, dove per esempio, che so io, in banca adesso non si fanno più i lavori che si facevano 30 anni fa, no? Perché con i computer, adesso con l'intelligenza artificiale, con altre cose, i lavori si cambiano di continuo, mutano. Per fortuna bisogna dire che alla fine, malgrado le paure che anche adesso abbiamo, insomma, non c'è stata una diminuzione dei posti di lavoro, una dimozione dell'economia, anzi c'è stato un incremento continuo. Però non è scritto da nessuna parte che questo, ne parlavamo proprio prima con Mirella, che questa ricchezza che il Veneto ha conquistato negli ultimi, specialmente nella seconda parte del Novecento, sia destinata a rimanere per sempre, cioè dipende molto da come saremo in grado di prendere in mano il nostro destino. E quindi sì, è così, cioè non c'è nulla di scritto da nessuna parte. Niente no? è eterno. Niente è eterno, Niente è eterno. E dipende tutto anche da come noi orienteremo il nostro futuro. Sentiamo anche come commenta Roberta Nesto, sindaco o sindaca di Cavallino Treporti, quello che ha detto il professor Dalla Zuanna e cosa ha provato rivedendo queste meravigliose immagini di uomini forti, di uomini veramente con la passione del lavoro, un lavoro anche molto pericoloso a volte. Prego, sindaco. Ma Mirella, buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Io ovviamente ho provato una grande emozione perché i valori tradizionali della nostra terra devono essere sempre molto importanti per tutti e tenuti presenti. Sono degli esempi, sono dei nonni, dei bisnonni, delle persone alle quali noi riportiamo tutta l'attualità di oggi perché hanno costruito il nostro sedimento, la nostra base su cui noi abbiamo costruito. Ovviamente non possiamo mai dimenticare da dove siamo partiti e questo lo dico sempre ai giovani, lo dico a me stessa, è un aspetto importante. Dopodiché bisogna sempre tenere però lo sguardo aperto al futuro perché è importante. È quello che fanno i giovani, questo sguardo aperto che hanno nel mondo, questo sguardo che li fa anche andare via dal nostro meraviglioso paese perché studiano ed è anche un costo anche per tutti noi, però poi non trovano le risposte che merita questo titolo di studio, questo lavoro pagato molto poco. Io ho un'amica che si è laureata in farmacia e qui prendeva 1.500 euro al mese, in Germania 4.800 con casa, con alloggio trovato immediatamente.
Cioè, mi ha detto giustamente: Mirella, chi me la fa fare rimanere qua con queste proiezioni che ci sono nel futuro, che sono molto nebulose. Ecco, i giovani hanno il coraggio però di superare quel limite che è la famiglia, gli amici. Cioè loro hanno una visione diversa, si aprono al mondo, forse è questo che dobbiamo imparare. In questo nord molto chiuso, professor Dalla Zuanna, dico sempre che c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, dove veramente il diverso viene visto da molte persone, mi dispiace, anche forse diversamente giovani, non giovani, in maniera paurosa, ecco, è sempre visto con paura. Eppure si parlava ieri con un agricoltore: se riusciamo a mangiare questa verdura, a mangiare la frutta, è merito di queste persone che lavorano, molti, non tutti ma quasi tutti, a 4 euro con 12-13 euro al giorno, ore al giorno, e soprattutto in situazioni che nel 2024 non avremmo mai pensato di vedere. Io sono convinta che questi giovani hanno diritto anche loro di trovare i loro spazi. Noi abbiamo colonizzato tutto, dappertutto, non solo noi, ma i francesi, gli spagnoli, chi ne ha più ne metta, gli inglesi, e adesso che loro riescono ad arrivare li trattiamo in questa maniera. Però è passato il messaggio che sono delinquenti, che sono spacciatori, che non hanno voglia di fare niente. Io ripeto che forse non avremmo mangiato la frutta e verdura che abbiamo mangiato in questi anni, in questi mesi. Com'è la situazione proprio dal punto di vista demografico? Perché dobbiamo partire anche da questo per capire perché abbiamo bisogno di queste figure. Prego, professor Dalla Zuanna. Sulla demografia, diciamo, probabilmente da un punto di vista proprio pratico saprà dire qualcosa anche la sindaca di Cavallino, no? Il problema che hanno specialmente in questa stagione col turismo eccetera, di trovare proprio operatori, cioè persone che disposte ad andare a lavorare come stagionali, magari anche pagandoli bene, perché non è che siano pagati male, cioè dipende un po' dalla situazione. In generale quello che sta accadendo e che accadrà nei prossimi anni è abbastanza chiaro, cioè noi abbiamo le generazioni nate negli anni 50 e 60 che stanno uscendo dal mercato del lavoro, sono generazioni molto numerose e almeno metà, ma anche di più, impegnati in lavori manuali. Questi stanno uscendo dal mercato del lavoro, dal mondo del lavoro, giustamente arrivano alla meritata pensione, però le generazioni più giovani, cioè quelli che adesso hanno fra i bambini e quelli che hanno 20 anni, 25 anni, così, sono un numero molto inferiore rispetto a questi. Questo cosa vuol dire? Questo sta creando dei, fra virgolette, buchi nel mondo del lavoro, nel senso che non ci sono proprio le persone disposte a fare certi tipi di lavori e quindi c'è bisogno, c'è una forte pressione anche da parte degli artigiani, da parte degli industriali eccetera, per fare arrivare gente anche da fuori. È proprio un problema di numeri, cioè i numeri non stanno in piedi e quindi questo deve far sì che abbiamo tutto l'interesse di fare arrivare gente, di integrarla, perché prima la integriamo, prima questi cominciano anche a formare una famiglia, a fare figli e quindi a rinvigorire anche la demografia. Non è un problema di numeri, non è che siamo tanti, siamo pochi, cioè è difficile dire in certe zone siamo affollatissimi, in altri stiamo spopolando, eccetera, però quello che conta è avere un numero di persone in età lavorativa sufficiente per mandare avanti la baracca, diciamo così, perché alla fine sono questi che producono, pagano le tasse, eccetera, e permettono appunto di avere un welfare degno di questo nome, di avere la sanità, di avere le pensioni e tutto il resto. Per cui serve un equilibrio demografico che, stando la situazione italiana e più in largo anche europea, può essere garantito solo da adesso da un'immigrazione regolata, però non fatta a caso, insomma, deve essere fatta in modo intelligente. Forse pensandoci prima, fare prevenzione prima, anche con leggi adeguate. Devo dire che adesso anche il governo ha allargato, no? Nel senso che hanno aperto, prima c'erano i numeri, parlavano di 20-30 mila ingressi regolari l'anno, adesso siamo passati a 130-150 mila, cioè quindi i numeri sono più larghi, ma i numeri ti dicono che servirebbe di più
però ripeto, per farlo bisogna farlo bene, cioè con accordi con i paesi di partenza, con accordi, perché vedere la gente che ti arriva con, come abbiamo visto anche ieri a Ventimiglia, no? Queste donne frustate, insomma cose, non possono vedersi cose del genere in un paese che si vanta di essere un paese civile, eccetera. Cioè, bisogna riuscire a regolamentare il meglio possibile. Dopodiché ci sarà sempre l'emigrazione irregolare, c'è anche in tutti i paesi del mondo, perché stiamo parlando di fenomeni enormi, grandiosi, che è difficile regolare col bilancino, però bisogna cercare di ridurli e, come diceva Mirella prima, non avere un atteggiamento su queste cose di negativo. L'altro giorno ho fatto un'analisi sui lavori in ospedale, no? Cioè, pensate per esempio nelle cucine dell'ospedale di Padova, tutte le persone che lavano le pentole, che è il lavoro peggiore, sono tutti stranieri. E se non c'è nessuno che lava le pentole non si lavora nelle cucine degli ospedali, cioè, capite? Cioè, non c'è niente da fare, ci sono alcuni lavori che adesso come adesso gli italiani possono permettersi, dico io, di non fare, no? Perché per adesso almeno è così, poi vedremo il futuro cosa Rinaldo, poi andiamo a sentire il commento della sindaca Nesto. Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al sindaco e buongiorno al tuo ospite. Saluto a Ernesto, va ben che vedo con piacere. E vi volevo dire, Venezia, la foresta fossile più grande d'Europa è la di Venezia, perché deve piantare milioni e milioni di alberi che vengono dalle montagne. Per fare Venezia va a contribuire a tutte le montagne. E dopo non se ne smentiremo del Sile, del cosa che ha portato il Sile, del Piere, del Colpi a Venezia, i topi, i bucci che c'erano una volta negli anni 60, si faceva lì a Venezia, stava 5 giorni per scaricarlo per tornare a casa. È un mestiere che non si usa più, è la fatica, il sudore, e Ernesto lo sa benissimo sui campi come ti lavorava, perché mi sono stato in mercato, mio padre, mio nonno, va bene, conosco benissimo. Il mestiere da suare, che è una 15 ore al giorno e a terra giù in terra, non è giù in alto, il saltacare la vita. E il cavaliere che ha fatto Ernesto ed è una perla in Italia, una perla. E conosco anche mio figlio, perché mio figlio Ernesto è geometra, Marchi Luca, è ancora che misura ai cavalieri. Anche ieri l'hanno fatto per le strade e il ciclabile. Devo gente che faccia come voi altri, disponibile e onesti. E anche a nome onesto questa signora qua. E anche le famiglie, perché ho conosciuto i sosi più anziani, perché ho più anni, ma la gente conosce Bottani, veniva in barca, e veniva dopo, tornava su e ora più che era migliorato andava a dormire. E uno scaricava la roba vuota e cominciava a suonare la roba, poi il giorno lì ritornava da nuovo e gli ha fatto una notta. E vedo mai chi sa la via del comune di Venezia, che ha fatto il comune dei Cavaini, bravi, perché a Venezia che fine che stiamo io a fare. Un tocco a volta vende tutto, a Venezia gira miliardi e deve favore a tutti. Quando uno viene in Venezia non deve fare l'ustro a Venezia, Geoli che si fa l'ustro di Venezia. Alla fine Venezia non ha bisogno di farsi avanti. Grazie Rinaldo delle riflessioni che hai fatto, che lui è un libro aperto al mattino quando prende la linea, riesce a prenderla sempre per primo. Allora sindaco, come commenta le parole del professor Dalla Zuanna e questa meraviglia che abbiamo, che è Venezia, ma non solo, Cavallino, Tre Porti, queste spiagge che limitrofe, una più bella dell'altra, sono veramente delle chicche stupende, Chioggia, Caorle, proprio forse amate più dai turisti che dai veneti, devo dire la verità. Prego sindaca. Grazie della domanda e mi riallaccio anche all'intervento del signor Marchi. Conosco il figlio, tra l'altro, che è un ottimo tecnico. Allora, quando hai un patrimonio così importante hai anche una grande responsabilità. Quindi di pari passo a questi temi veramente fondamentali, io sento, e un sindaco normalmente la sente, una grande responsabilità, cioè amministrare
il nostro territorio, i nostri territori, amministrarli bene, fare emergere le potenzialità, creare il substrato perché i nostri giovani rimangano, che è un po' anche il tema che lei, Mirella, ha esplicitato, è fondamentale, perché io sono del parere che i giovani devono fare delle esperienze all'estero, sono cittadini del mondo, devono essere messi in condizioni di capire cosa c'è fuori dei confini nazionali, cosa c'è fuori dalla nostra regione, devono in sostanza andare, bisogna lasciarli andare. Noi italiani siamo a volte poco propensi a farlo, però dobbiamo creare le condizioni perché a un certo punto rientrino, tornino, scelgano di rimanere perché è la miglior scelta possibile. È una scelta di welfare, è una scelta di opportunità in Italia, è che però non è più una scelta ma è una necessità, perché i numeri sono quello che sono pochi e dobbiamo quindi da questo punto di vista creare le migliori condizioni. Io vedo che a Cavallino Treporti ancora in maniera un po' sommessa, ma alcuni giovani stanno rientrando. Non è facile creare le condizioni perché rientrino. Il turismo è una grande risorsa, ma è ancora visto in maniera non proprio corretta o non proprio competitiva. Cioè, nel turismo si lavora quando gli altri si divertono, nel turismo non sempre si guadagna adeguatamente, nel turismo c'è un periodo veramente importante di grande attività e poi c'è un periodo di eccessivo riposo, quindi gli equilibri tempo lavorativo e tempo di riposo non sono sempre corretti, la conciliazione tra il tempo del lavoro e la vita familiare non è facile, soprattutto per le nostre mamme, giovani mamme che devono trascurare i piccoli a volte e lasciarli alla cura di altre persone d'estate. Quindi insomma ci sono un sacco di temi che ci debbono far riflettere, ma non abbiamo la scelta se farlo o non farlo. Io credo che nei prossimi anni la vera sfida sia proprio questa, cioè prendere spunto dai valori tradizionali che abbiamo tutti ben presenti e cercare di capire come il turismo può essere interpretato alla luce anche di tanti valori nuovi. Noi abbiamo l'intelligenza artificiale, che è uno strumento pericoloso ma anche meraviglioso. Quindi alcune attività che fino all'altro giorno e qualcuno anche fino ad oggi sta facendo con manualmente e quindi sta occupando delle persone in maniera anche poco produttiva, in maniera poco efficace, noi dobbiamo pensare di attrezzarci per rendere più competitivo questo mondo del turismo. Cavallino si sta interrogando molto perché l'innovazione fa parte un po' dello spirito dei miei concittadini, dei miei imprenditori, dei lavoratori, delle piccole e grandi aziende e quindi sinceramente sono molto orgogliosa e credo che qualcosa da dire ce l'abbiamo. Non abbiamo raggiunto certi risultati a caso, cioè nel senso aver puntato tanto sulla destagionalizzazione, sull'altra stagione, sulle code, aver allungato quel periodo che era fino a qualche anno fa di un paio di mesi, poi è diventato 3 mesi, oggi tendenzialmente i nostri lavoratori lavorano almeno 6-7 mesi. È stato un risultato importante e dobbiamo continuare. Vede Sindaco, io sono anche dell'idea, dopo aver sentito lei e anche il professor Dalla Zuanna, che forse qualcuno deve rendersi conto che per fare quello che dice lei, avere anche queste figure, soprattutto anche femminili, bisogna investire nella famiglia, c'è niente da fare. Noi dobbiamo capire che dobbiamo investire nella famiglia, perché la famiglia ha bisogno di un supporto importante. Non possiamo più tollerare e sentire certe donne che ho avuto anche ospiti che devono andare a lavorare magari alla sera e non sanno a chi lasciare i figli. Se hai un minore, se lo lasci da solo fai reato. Ecco, questo non lo sapete, addirittura pensate che lo puoi lasciare il nonni solo 4 ore, non tutta la giornata. Cioè abbiamo delle cose che sono inconcepibili. Non è proprio così, Mirella, mi permetta di interromperla. Prego. Non è per maleducazione, è semplicemente questo. Un genitore può lasciare quanto vuole ai nonni, è ovvio che e quindi non c'è un limite di orario. No, guardi Sindaco, proprio la scorsa settimana
proprio qui i servizi sociali è venuto fuori un disastro, sindaco. Lasciamo perdere, perché allora ognuno la vede alla propria maniera. Ecco, proprio qui i servizi sociali. Allora, guardi, i servizi sociali fanno il loro lavoro e fanno i loro percorsi e li fanno in una certa situazione. Credo che, essendo il sindaco di una comunità balneare che è tra l'altro la prima spiaggia d'Italia, di questi temi ne abbiamo parlato e discusso. Non c'è un limite di legge, la situazione a volte particolare non deve essere assunta al generale. Questo credo che vada detto in maniera chiara per non far disinformazione. Quindi se una donna che ha bisogno di andare a lavorare mi dice: d'estate posso delegare la cura dei miei figli ai miei genitori, io le dico sicuramente, anche come avvocato che si occupa di questa materia, sicuramente sì. È ovvio che devi esserci, non puoi e qui le istituzioni devono fare il loro lavoro, devi avere dei supporti. Allora, i supporti sarebbero facili e quindi io le dico cose molto concrete. Basterebbe, lo dico basterebbe in senso ironico, alcune manovre di defiscalizzazione del lavoro per rendere la possibilità più facile ai lavoratori di assumere delle donne o anche dei papà, perché ormai la parte c'è, in modo tale che c'è la necessità che stiano a casa, avendo la defiscalizzazione più facile per tutti. E questo è il primo tema. Secondo tema: se fosse possibile avere, invece della decurtazione delle risorse ai comuni, una implementazione delle risorse per i settori, e qui le spiego anche a cosa mi riferisco. No, ferma sindaca, perché abbiamo Sebastiano D'Abano, se no cade la linea, che è già un pezzo che è in linea, sa come funziona. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. Lei e i suoi carissimi ospiti, buongiorno. Senti, io volevo collegarmi con l'ospite che ha allo studio. Professor Della Allora, esatto, l'ospite diceva che negli ospedali i lavapiatti sono solo stranieri. Guardi, io faccio quel lavoro lì, sono un italiano e faccio quel lavoro lì, lei lo sa, lavoro ad Abano io. Adesso in questo periodo faccio il guardiano di notte perché l'hotel è chiuso. Però quello che mi domando io è: ma il problema, oggi io ho visto su Canale 5 che lei pensa, a Palermo c'era un imprenditore nella zona di Mondello che non trova dipendenti, lavoratori, e lui offre 1.700 euro. Ma io dico: ma com'è possibile a Palermo uno che cerca e paga 1.700 euro non trova operai? Io da questi imprenditori ci voglio andare, perché io ho un'esperienza, lei lo sa che sono di origine di Palermo, se mi dà 1.700 euro io ci vado. Ma sono cavolate, questi sono imprenditori che si lamentano sempre in TV. L'anno scorso si lamentava perché c'erano il reddito di cittadinanza, ora il reddito di cittadinanza non c'è più. Ora perché non trovano operai? Non trovano operai perché sono mal pagati, cioè uno non può andare a lavorare mattina e sera per prendere 900.000 euro. Io con 6 scatti di anzianità, 6 scatti di anzianità lavorando sabato, domenica, lavorando Natale e tutte le cose, prendo 1.300 euro al mese e sono ancora fortunato. Quindi uno che inizia ora a lavorare nel settore turismo, se tutto va bene, prendi 1.000 euro se tutto va bene e lavori mattina e lavori sera, quindi è inutile che ci lamentiamo che dobbiamo far venire gli extracomunitari per lavorare. Ma perché li dobbiamo far venire? Per sfruttare gli extracomunitari? Scusate, dovete avere il coraggio di dire: imprenditore, mettetevi le mani in tasca e pagate più i dipendenti, fate pagare meno tasse anche all'imprenditore, così l'operaio prende anche di più. È inutile che facciamo venire. Se no non ce la faccio, siete troppo lunghi e dopo devono anche rispondere gli ospiti. Allora, professor Razuana, come risponde a Sebastiano? No, Sebastiano ha ragione, cioè noi abbiamo un enorme problema qui in Italia di stipendi bassi. Problema che è stato accentuato fortemente in questi 2 o 3 anni di alta inflazione, che non è stata recuperata in particolare per i lavoratori dipendenti, in particolare con quelli con stipendi, anche per quelli con stipendi più alti, ma anche per quelli con stipendi più bassi. E allora noi abbiamo, ne parlavamo proprio prima con Mirella, che tiene questo
straordinario Banco Solidale, eccetera. Abbiamo persone che si rivolgono alla Caritas, al Banco Solidale e altre cose, che non sono disoccupati, sono persone che lavorano e spesso lavorano in due e non sono in grado di mantenere una famiglia e a volte neanche di mantenere loro stessi. A questo poi si aggiunge l'incremento forte che c'è stato degli affitti, specialmente in alcune aree del paese, insomma una cosa abbastanza pesante che è successa un po' in tutta Europa ma anche da noi, e quindi questo ha portato un enorme problema. È giusto quello che è stato detto adesso, quello che si deve fare, che ci chiede di continuo di fare anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Europa e tutto quello che volete voi, bisognerebbe spostare la fiscalità dal lavoro al patrimonio. Noi in Italia tassiamo troppo il lavoro e tassiamo poco il patrimonio, e quindi questa però non è una cosa facile, perché ogni volta che si dice di tassare qualcosa di più del patrimonio vengono fuori subito le barricate, no? Cioè è facile dire, quando io sono ai miei studenti gli chiedono: no, ma secondo voi è giusto che le famiglie numerose paghino meno tasse? E tutti dicono certo che è giusto. Allora poi gli chiedo: ma è giusto che chi non ha figli paghi più tasse? E dicono no, che non è giusto. In realtà è la stessa roba, cioè voglio dire, capite, purtroppo il sistema fiscale, il sistema così, è un sistema che come dicono gli economisti non esistono pasti gratis, cioè bisogna riuscire a trovare un equilibrio che ora in Italia è squilibrato, ed è brutto dirlo così, ma purtroppo molto questo ha portato veramente a un aumento della miseria, insomma, in questi anni. Lo dicono tutti i dati e questo è un problema grosso. Allora sentiamo Fabio prima di andare in pubblicità, poi andiamo dalla sindaca Nesto. Vai Fabio da Padova. Ciao Mirella, grazie a tutti, saluto tutti. No, volevo dire una cosa sul discorso del camionista che dava le frustate ai ragazzi, no? Allora, un camionista, se va in Francia, passa la frontiera e le trovano dentro 10 ragazzi, quelli che erano, si prende un'accusa di favoreggiamento per l'immigrazione clandestina, è un reato molto grave. Io ho visto le immagini, da quello che si vede in televisione, non mi sembra che questo camionista abbia massacrato di botte questi ragazzi. Le dava a 2 o 3, le ha dato una frustatina sulle gambe e sono andati via tranquillamente senza tante storie. Cioè io non capisco questa cosa qua, non la capisco. Ma io non capisco la tua telefonata stamattina, Fabio, guarda che è una telefonata molto dura, molto brutta, non lo so, però non si può dare il messaggio che questi ragazzi possono andare dentro i camion della gente che lavora e dopo questi si beccano la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Bene, grazie Fabio, abbiamo capito la tua versione, io sono inorridita da questo, specialmente erano delle povere donne, avete visto, erano povere donne. Ecco, la cinghiata proprio non esiste, ma no, non voglio neanche immaginarla. Allora andiamo in pubblicità. Siamo col professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università degli Studi di Padova, collegata da Cavallino Treporti, Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Vede sindaca, si parlava prima anche col professor Dalla Zuanna, io non devo essere fortunata come donna ad avere una sindaca come lei, a vivere magari a Cavallino Treporti, io dovrei avere quello che mi aspetta di diritto. E se io di fronte all'ufficio che sono trovo una persona incompetente, una persona non all'altezza, e le posso assicurare nei servizi sociali ce ne sono molte, non perché non lavorino, ma perché veramente delle volte non sono all'altezza della situazione, io mi ritrovo a non avere notizie certe, sicure, dove io posso gestirmi. E giustamente lei ha detto bisogna trovare delle soluzioni, ma se io trovo una soluzione e non ho la fortuna di avere i nonni, a chi lascio questi bambini? Non sempre ho la sindaca o il sindaco che mi dà una risposta, come ha detto lei, cerco di agevolare, cerco di fare, perché è anche una questione di sensibilità. E io cosa faccio? Io le posso assicurare che ho una signora con una figlia che deve essere operata da un tumore al cervello, con un ragazzino di 12 anni che ha un problema anche lui non certo semplice,
con un compagno difficile, che ho dovuto andare personalmente a capire cosa stava succedendo a questa donna che non aveva neppure i soldi per andare a Verona a far operare la figlia e aveva passato tutte, come dice lei, gli uffici di competenza. Capisce, sindaco, non è che si possa andare avanti in questa situazione, che devo essere fortunata di avere la sindaca, di riuscire a prendere la linea Sveglia Veneti, di avere la Mirella che va a fare quello che dovrebbero fare qualcun altro. Questo è il problema. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Prego, sindaca. Sì, grazie Mirella per la domanda, che è sicuramente molto interessante e io concordo con lei. Comincerei a dirle almeno un paio di cose perché possono essere utili a tutti. Allora, premesso che a tutti deve essere garantito quello che spetta per legge, quindi su questo siamo tutti d'accordo. Purtroppo a volte le distorsioni nel sistema ci sono. Quando ci sono delle distorsioni, effettivamente ci sono anche degli strumenti per segnalare le distorsioni, cioè nel senso non necessariamente Sveglia Veneti, che è un servizio bellissimo, lei fa un lavoro prezioso, però ci sono anche degli aspetti relativi alla organizzazione amministrativa, per cui si fanno le segnalazioni e in qualche modo io ho avuto molte dimostrazioni. Dopo il caso specifico ovviamente non interveniamo sul caso specifico. I servizi sociali fanno il loro, non sempre sono in grado di fare quello che la gente necessita. Per fortuna però rispetto a tanto tempo fa, oggi abbiamo delle case famiglia, delle strutture temporanee di ricovero dei minori in cui effettivamente si può fare riferimento, e qui il sistema comuni deve esserci. Quando io parlo di responsabilità su questo. Mi permetta però anche di dire che senza arrivare ai casi limite che ci sono, inutile che dovremmo però gestire la gran parte dei casi. Hanno bisogno non di una delega totale, ma di strutture tipo i centri estivi, tipo l'asilo, tipo quello che è, in maniera migliore. Io ho una lista d'attesa a Cavallino di cui mi dispiace perché purtroppo le risorse che il comune ha sono poche. Allora, quello che a me interessa è che nei grandi numeri abbiamo due strade. La prima strada è defiscalizzare per consentire ai genitori di occuparsi direttamente dei figli e di delegare quel poco che devono delegare. La seconda manovra è consentire che i comuni o gli enti che si occupano di creare queste opportunità abbiano le risorse e la possibilità di non avere liste d'attesa, ma di poter avere centri estivi piuttosto che fare l'asilo fino alle 6 di sera, cioè una serie di manovre che garantiscono che il pubblico possa fare il proprio lavoro. Perché ritengo che molto spesso quando abbiamo dei vincoli di bilancio e le risorse quindi sono poche, facciamo fatica a garantire quello che vorremmo garantire. Quindi se ha un senso parlare di questo tema, e secondo me ce l'ha, noi dobbiamo lavorare su due binari paralleli che devono continuare ad andare avanti. Prego, professor Dalla Zuanna, poi passiamo a Vladimiro da Rovigo. Prego, professore. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto la sindaca. Aggiungerei anche l'importanza, ma che la sindaca ovviamente conosce benissimo, di mettere insieme quello che può fare l'ente pubblico con quello che possono fare i privati. Tutti abbiamo visto in questi mesi, che so io, le parrocchie che mettono in piedi i Grest, no? Per esempio, e molto spesso lo fanno appunto anche con accordi con i comuni, cioè nel senso che il comune li agevola in qualche modo, cose di questo tipo, mettendo insieme il volontariato con altre forme, cose di questo genere. Non è sempre facile, però alla fine questo tipo di interazione appunto anche con il privato sociale spesso, specialmente nelle comunità piccole, ma non solo, insomma, riesce a dare un aiuto importante. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Volevo fare un ragionamento che approfittare del tuo ospite lì in studio che è esperto in scienze di demografia.
Cioè, secondo me in Veneto c'è verificato in maniera particolare in Veneto un fenomeno di spopolamento di alcune zone causato da un motivo particolare, cioè la fine del trasporto commerciale, fluviale o di acqua in generale, che come dire, creava anche dell'economia attorno a questo traffico commerciale. In particolare, sono i zattieri, che si vede moltissimo questo fenomeno è proprio lungo il Piave, in particolare da Perarolo a Castellavazzo. Io ho lavorato un'estate 2 lì. Perarolo a Castellavazzo era delle mete turistiche decenni fa, lì andavano i veneziani e i padovani, adesso è un deserto, ma anche nella mia terra, Polesine, che è stata per secoli una zona in cui passava traffici fluviali e commerciali da Venezia verso l'interno grandissimi, no? In particolare che se due città, no, che si aveva formato anche un'economia agricola in conseguenza di questo trasporto commerciale fluviale, Adria e Lendinara, che erano ricchissime anche di industria alimentare e agricola. Per fare due cenni, no? Nel 1951 Lendinara aveva più abitanti di Este e di Monselice, che il professore che è di Padova sa che Monselice è una cittadina molto vispa e dinamica. Lendinara aveva più abitanti di Este e di Monselice e Adria aveva più abitanti di San Donà. Pare incredibile, ma all'epoca Adria aveva 31.000 abitanti, San Donà aveva 27.000, adesso è sparito tutto e le zone disabitate. E stessa fine sta ormai condannando anche Venezia, cioè la sindaca del Cavallino Treporti, che mi sa che in questo momento sta anche pensando ma che fortunati che siamo paniati, ma lì anche lì è visibile, cioè mentre il Cavallino Treporti può, come dire, riqualificarsi con un nuovo tipo di economia che crea appunto anche popolazione, Venezia, che era la regina del trasporto commerciale per acqua, è ormai, se dico una battuta e chiudo, se deve vivere sulle gondole e non può come dire che rassegnarsi a essere sempre più spopolata, perché una popolazione che viveva dei trasporti commerciali e dell'economia che a questo creava non esiste più, e quindi il turismo e i servizi dà quello che può dare ma di più non riesce a dare. Grazie, buongiorno. Rispondiamo subito, se no non ce la faccio, sono già l'ora X. Allora, professor Dalla Zuanna, come vuole rispondere a Vladimiro? Certo, il trasporto fluviale è molto importante. In Italia non si è investito su questo, naturalmente non si può più fare il trasporto con gli zattieri, con i tronchi legati eccetera, è difficile anche pensare di fare trasporti sul Piave o sul Brenta o cose del genere, perché sono ora fiumi tutti pieni anche di dighe, di cose, quindi non hanno più la portata che avevano un tempo eccetera. Quello che si può invece fare moltissimo è investire sul trasporto fluviale, sui fiumi, in particolare sul Po. Qualcosa si sta anche cercando di fare, però devo dire che purtroppo l'Italia ha deciso ancora nei decenni passati di puntare tantissimo sui camion e questo è stato un grosso errore, perché se andiamo a vedere, sono stato recentemente in Olanda, lì è tutto un altro mondo, insomma vedi i canali solcati di continuo da Chiatte, da Eppure fiumi, la morfologia eccetera. del paese il Po si presterebbe molto bene eccetera. L'altra cosa è l'altra grande incompiuta che abbiamo in provincia di Padova, l'idrovia Padova Mare, che invece sarebbe molto importante rilanciarla anche per scopo idrogeologico, fra l'altro. Ecco, quindi questo riprendo una cosa che si diceva prima con Mirella, non sarebbe stato male il PNRR, invece di disperderlo in 1000 rivoli, concentrarlo anche su queste opere importanti che permetterebbero al Veneto di guardare verso un futuro diverso. E stiamo parlando anche di un'opera di idrovia incompiuta che sarebbe da completare. Costa perché, soldi, però dopo ce li prenderemo indietro tutti. Sì. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa la sindaca Roberta Nesto di Chioggia, che paga 5 euro di ticket ai turisti in auto nel centro, ma di questo ticket anche a Venezia. Lei cosa ne pensa, sindaca? Allora, mi permette di dire soltanto una cosa rispetto al tema delle nuove economie. Noi dobbiamo interpretare dei fenomeni e quindi a volte le economie tradizionali cambiano e dobbiamo saperle interpretare. Per quanto riguarda i flussi, noi sindaci sentiamo questo, che invece di gestire i flussi siamo gestiti dai flussi, quindi ci sono dei paesi che vengono
aggrediti, ci sono delle situazioni in cui non abbiamo nessuna difesa e a volte il rimedio è peggio del problema, per cui io non dico ticket bene o male, dico semplicemente che a volte un povero sindaco, nel senso povero non perché sia povero, ma perché non ha strumenti, si trova in estrema difficoltà. Allora, se qualche volta i sindaci venissero sentiti e si fornisse degli strumenti, non si arriverebbe agli eccessi. E anche qua non vado a dire che l'eccesso è quando si mette il contributo, dico però che a volte a mali estremi rimedi. Allora io mi trovo che ho poche risorse, devo gestire i flussi, non ho strumenti per gestire i flussi, ho i residenti che scalpitano perché sono in difficoltà oggettivamente e ho il turismo mordi e fuggi che viene e dal quale non mi posso difendere e non mi lascia nulla sul territorio. Sacrosanto il diritto per tutti di muoversi, è un diritto costituzionalmente garantito, però ci debbono essere anche degli strumenti per gestire questi flussi. Allora, dopo il cerino rimane al sindaco, che non ha la bacchetta magica, ma ha solo un cerino. Si critica se il sindaco fa un'azione piuttosto che ne fa un'altra, forse sarebbe ora e tempo perché si riuscisse a dargli gli strumenti. Perché Cavallino oggi sta vivendo un periodo buono, eccetera? Perché noi siamo sempre sul pezzo e cerchiamo anche noi di fare le nozze coi fichi secchi a volte. Mi sono inventata di chiudere una zona strepitosa dal punto di vista ambientale che è Lio Piccolo, ma ho avuto 1000 difficoltà. Adesso sta passando la notizia che non si viene per il mordi e fuggi a Lio Piccolo, ma la fatica che ho fatto non avendo strumenti è stata notevole. Non sono stata brava io, siamo stati bravi tutti in termini di comunità, gli ospiti, i residenti, eccetera, ma non basta. Tra qualche tempo io avrò bisogno di dire che un certo numero di biciclette è tollerabile a Cavallino, ma più di un certo numero non è possibile. E allora cosa mi invento? Il contributo d'accesso per le biciclette? Allora, vorrei che a volte veramente si avesse una visuale più territoriale, perché si fa fatica veramente a trovare lo strumento, perché non c'è spesso. E dopo dici, ma questo non funziona, l'altro non funziona. Ho capito, forse bisognerebbe cercare di capire chi è sul territorio e dirgli di che cosa hai bisogno. Non necessariamente ci sono bisogno di soldi, i soldi non guastano, ma spesso non guastano ma non bastano. Vede Sindaco, noi siamo un bellissimo paese con delle brave persone, però abbiamo un problema che non riusciamo a capire l'importanza di queste due parole, programmazione e prevenzione. E forse se riuscissimo a capire questo, forse avremmo anche meno danni. Come voleva commentare, professor Dalla Zuanna? Devo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto la Sindaca, che è questo. Ha perfettamente ragione quando dice che alcuni strumenti vanno sagomati secondo il microterritorio, il territorio, il comune, eccetera, piuttosto che con regole nazionali. Un esempio classico è quello degli Airbnb, cioè per alcuni paesi, specialmente spopolati, eccetera, l'Airbnb può essere una benedizione. In altre zone l'Airbnb è una tragedia, è una cosa che in pratica impedisce ai residenti di trovare un posto in affitto, cose di questo tipo. Ecco, in altri paesi, come per esempio la Spagna, hanno permesso ai comuni di farsi delle regole particolari sugli Airbnb. Per esempio mi pare di aver letto che Barcellona li ha proibiti in alcune zone della città. I sindaci, mi corregga il sindaco se sbaglio, i sindaci invece non hanno la possibilità, i sindaci italiani, di fare una cosa di questo genere. Non so se è vero, perché c'è una regola nazionale che non può essere... I sindaci italiani hanno pochi strumenti, perché basterebbe che ci fosse una norma quadro nazionale. Al limite non dimentichiamo che qui abbiamo anche tante competenze o concorrenti o esclusive della legislazione regionale, facciamo perdere per non fare confusione. Noi dovremmo avere una cornice e dopo graduare sul territorio. Ho fatto un esempio, qualche anno fa la normativa Bersani, che insomma tutti conosciamo, ha liberalizzato tutto e nella fase iniziale della liberalizzazione
era rimesso ai comuni la possibilità di limitare la liberalizzazione, cioè se io ho un territorio, porzione di comune, che è particolarmente delicato e non voglio che ci siano eccessivi bar, eccessive attività, eccetera, potevo regolamentare e dire in quella porzione del mio comune contingento le autorizzazioni. Allora, all'inizio c'è stato uno sconquassamento, un cambiamento, eccetera, però chi voleva applicare una non totale liberalizzazione lo poteva fare. Adesso, al di là della bontà o non bontà della normativa Bersani sulla liberalizzazione delle licenze, sulle quali non intervengo, dico però è stato un esempio virtuoso di tecnica normativa. Questo dico, dai al comune la possibilità di applicare o non applicare. Questo si deve fare, quindi non mi sembra neanche una situazione così difficile da pensare in termini normativi. Fammi la legge quadro e mi lasci la discrezionalità. Sindaco, devo farle una domanda, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Allora, lei sa cos'è, aspetti che le lo leggo bene che non voglio sbagliare, la piattaforma CUDE. L'altro giorno ho avuto un presidente di un'associazione di mobilità diversamente agile, il quale ha spiegato molto bene la difficoltà che si trovano perché l'INPS ha la fortuna di avere creato questa carta che si chiama Disability Card, che dà la possibilità a questo diversamente agile di non uscire più con un fascicolo enorme di carte per recarsi su un ufficio, per fare un acquisto importante, un'automobile, basta solo che esibisca questa card. Lei la conosce? Guardi, io ne ho sentito parlare, però siccome non ho, come dire, non sono lo sportello e non ho idea neanche se ci sia una necessità particolare, le dico solo che oggi come oggi l'informatizzazione ci sta aiutando molto, quindi gli uffici di solito sono molto, gli uffici del comune sono molto così, in grado di avere un risparmio di tempo. Io vedo che non ho segnalazioni particolari. No, sai perché glielo dico? Perché su 7 sindaci, questa è lei la settima questa mattina, nessuno sapeva di questa cosa. Al momento non lo sapevano e giustamente magari, ma ci sono informati in quei servizi sociali e nessuno, le lo dico non perché voglio metterla in imbarazzo o dirle qualcosa, ma la pregherei di verificare perché per queste persone, le telefonate che ho ricevuto, avere la possibilità di esibire questa carta per loro è fondamentale. Perché ma io credo che tutto quello che aiuta nella semplificazione amministrativa deve essere veramente portato avanti, sa, da questo punto di vista. Mirella, io purtroppo ho una chiudiamo subito, però volevo dirle se per cortesia può verificare, perché ritengo che sia una cosa doverosa, visto che quando escono è già un problema per loro, almeno dare la possibilità di avere quello che gli spetta di diritto. Perciò ringrazio la sindaca Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, di essere stata con noi. Grazie veramente sindaco. Sentiamo come ci saluta il professor Giampiero Dalla Zuanna. Io saluto, abbiamo sentito discorsi molto interessanti da un punto di vista dei cambiamenti che vanno messi in atto. Non sono cambiamenti enormi, eccetera, no? Anche quello di cui abbiamo parlato alla fine, no? Di dare più autonomia ai comuni, perché l'autonomia adesso se ne sta parlando in termini molto astratti, molto generali, no? Ma l'autonomia è anche questo, è permettere alla sindaca di Cavallino di agire in un certo modo in una sua porzione di territorio, in un altro modo da un'altra parte, no? E dopo saranno i suoi cittadini che danno un giudizio. Ecco, noi invece abbiamo un paese che purtroppo tende molto a lavorare per compartimenti stagni, a lavorare con normative generali, e poi chi si trova poi sul pezzo si trova spesso a far fatica. Che manca anche la comunicazione, insieme. Non si fa a volte rete. Manca quello, certo. Quindi è fondamentale. Io spero che anche trasmissioni come queste aiutano a spingere in questa direzione. Grazie al professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Studi di Padova, ed è stato con noi. Ancora grazie alla sindaca Roberta Nesto. Pubblicità. Grazie Mirella.
altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza una sindaca molto importante perché lei sta veramente mettendocela tutta per il suo territorio, che è Federica Ortolan, sindaco di Carbonera. Grazie di essere qui. Saluto tantissimo, ma veramente tanto, ve l'avevo promesso, che ritornare a trovarci il professor Silvio Garattini. Vediamo se riusciamo a vederlo inquadrato, perché c'è la connessione che va e viene. Fondatore dell'Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Buongiorno professore, mi sente? Sì, la sento. Io la sento ma non la vedo intanto. Ma c'è qualcosa da voi, perché noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario. Adesso vediamo di mettere a posto con i tecnici questa situazione. Come sta intanto professore, tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Ecco, grazie. Allora iniziamo intanto con la sindaca Federica Ortolan, in attesa che mettiamo a posto questa connessione. Allora sindaca, io so che lei sta cercando di dare delle risposte anche a quelle famiglie che si ritrovano questi ragazzini che una ne pensano e 100 ne fanno, ma ai danni poi della comunità, e questo non andava bene, e sta cercando di far capire l'importanza anche del rispetto della comunità. Prego Guardi, sindaca. qua è tutto attivo, non so... Sì, grazie alla collaborazione comunque con le forze dell'ordine, ancora mesi fa sono stati identificati questi ragazzini e soprattutto alcuni che erano farlo tramite in qualche telefono, modo dei capobanda, e appunto sono stati invitati anche tramite un accordo con le famiglie a svolgere dei lavori noi abbiamo un iPhone, una nostra cooperativa. Scusate perché c'è il ritorno, se staccate intanto che mettete a posto, dico alla regia per cortesia, grazie, prego sindaca. Sì, appunto a svolgere anche prima della fine dell'anno scolastico, visto che erano dei casi di dispersione scolastica, non frequentavano, appunto sono stati messi a lavorare durante il giorno, mattina e pomeriggio, appunto seguiti da dei tutor, e hanno imparato appunto un mestiere, più di uno anzi, perché all'interno della realtà della cooperativa alternativa di lavori ce ne sono veramente molti. Ecco, e appunto parlando anche con loro poi sono rimasti contenti appunto di questa esperienza e hanno capito insomma il valore del lavoro, del sacrificio, ecco, e quindi al momento insomma si stanno comportando bene. Allora, si stanno comportando bene, però qua l'importanza è della famiglia, di questi genitori, che devono anche capire che qualche volta bisogna essere un genitore autorevole, non autoritario ma autorevole sì, e cercare di far cambiare il percorso, se no non ne veniamo fuori. Ecco, come li vede questi genitori che hanno questi problemi in casa? Hanno paura, sono poco preparati, è più facile dire sì che no? Prego sindaca. Allora, diciamo che c'è la tendenza comunque a essere molto buoni con i figli, troppo pazienti. Quindi si arriva a volte a delle situazioni in cui ci si rende conto di essere in estrema difficoltà, perché la situazione è un po' sfuggita di mano. Nel nostro caso comunque erano genitori comunque consapevoli, ecco, e quindi hanno dato comunque un supporto ai servizi sociali e ai loro ragazzi per affrontare questo percorso, ecco, quindi va dato anche il merito di questo. E poi ci sono ovviamente delle situazioni anche di fragilità che vadano ad aggiungersi, diciamo, a questa difficoltà educativa, a questa carenza, ecco, di educazione, e quelli sono problemi appunto che vanno seguiti parallelamente appunto all'educazione dei figli, a queste esperienze, ecco, di recupero. Vediamo se c'è il collegamento col professor Garattini. No, stanno ancora provando, c'è qualcosa questa mattina. Allora, un'altra cosa importante, sindaca, è capire, tanto vi dico subito che la sindaca, intanto che aspettava di entrare nella seconda parte, ha subito chiamato i suoi dirigenti per vedere se quello che ha detto Mirella lo sapevano, era già in servizio oppure no, e perciò le dico grazie, perché questo vuol dire che è molto attenta invece, come dico, ma soprattutto per le fragilità, perché hanno bisogno di essere supportate, perciò va merito alla sindaca Ortolan dire questo. Cos'è che la preoccupa di più, sindaca? Io invito tutti i sindaci, perché sono quelli che sono in prima linea, quelli che devono dare risposte immediate a questi cittadini che non ce la fanno più. Lei sa che i
i banchi alimentari vanno alla grande, i numeri crescono sempre di più e se non ci fossero dovremmo veramente inventarli, perché è un punto di riferimento per le famiglie. Però avete sempre la coperta corta, non c'è niente da fare. Prego, Sindaca. Sì, appunto, siamo riempiti comunque di deleghe e soprattutto il Comune è il primo presidio per il cittadino, cioè il cittadino che ha bisogno si rivolge in primo luogo ai servizi sociali del Comune, che però hanno le armi spuntate, cioè non hanno né risorse né economiche e né tanto di personale per stare dietro a tutti i casi che si palesano. Ecco. Quindi in un'ottica di revisione anche degli ambiti sociali che avverrà nei prossimi mesi, anni, per dare appunto attuazione a quella che è la nuova legge regionale sugli ambiti sociali, ci troveremo in una condizione probabilmente ancora peggiore, perché sfuggirà al controllo locale la gestione appunto di tutte queste emergenze, di tutte queste difficoltà. Il mio timore è che ogni cittadino che ha un problema diventi una matricola, un numero, e venga messo in una lista d'attesa senza avere la possibilità di dargli poco o tanto comunque una risposta immediata. Questo è un timore che non è solo mio, ma anche di molti altri colleghi, che è stato appunto condiviso in più di una riunione. Ecco. Allora, intanto ringrazio per aver messo anche il dito nella piaga, dove purtroppo questi sindaci sono in forte difficoltà a dare risposte. Siamo una popolazione che sta invecchiando, purtroppo abbiamo molti diversamente giovani, c'è stata poca programmazione negli anni che doveva essere fatta e anche prevenzione. L'ho detto prima anche alla sindaca Roberta Nesto che io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco o da essere in quel territorio, io devo essere di avere quello che mi aspetta di diritto che c'è, certo. Non la fortuna di avere una persona sensibile o meno. Professor Garattini, so che non la vedo ma la sento e la ringrazio, questa fotocamera che non si accende questa mattina, ma purtroppo questa ma mattina... non importa, professore, la ringrazio lo stesso. Prego. Anche perché lei parlava di numeri e soprattutto ecco, il numero chiuso garantisce la qualità della formazione. Cosa voleva dire con questa dichiarazione, professore? Perché anche qua ci sono i favorevoli e i contrari. Prego, al numero chiuso nelle università. Il problema non è il numero chiuso o il numero aperto, è una università qualunque, quanti ne può prendere dando una formazione adeguata? Questo è il problema, cioè perché se una università ne può prendere pochi perché non ha le attrezzature è inutile lasciare il numero aperto, vuol dire che avremo tanti che frequentano l'università e non impareranno niente. Questo è il punto fondamentale, quindi il numero andrebbe adeguato alle capacità delle università di dare una formazione adeguata. Oggi le università non danno un'informazione adeguata ai medici, perché per esempio sono quelli che si formano sono in una situazione passiva, fanno pochissimo, ascoltano lezioni, ma non fanno un'attività che è quella che poi dovranno fare quando sono medici. Quindi il punto è questo qui, il numero non è importante, bisogna adeguare le università a fare un buon lavoro. Allora io mi sono collegata, professor Garattini, molte volte con dei ricercatori che lavorano in Australia, in America, e molti di loro hanno detto che sì, brevissime, le università formano veramente bene, ma mancano i laboratori, mentre adesso questi laboratori funzionano molto bene. È vero o non è vero secondo lei, professor Garattini, oppure è conforme l'università? No, non è vero, dipende, probabilmente ci sarà qualche università dove funzionano bene, ma noi che vediamo i laureati che vengono a lavorare da noi in laboratorio normalmente non sanno lavorare, bisogna insegnargli a lavorare in laboratorio. Quindi la formazione è una formazione molto limitata, è più teorica che reale.
e lei ha anche dichiarato che giovani poco propensi al sacrificio, così le specialità più complesse rimangono sguarnite. È proprio vero che sono poco propensi al sacrificio, oppure non c'è stata programmazione, non li abbiamo accompagnati nella maniera giusta, professore? Beh, bisogna dire che i bandi che sono aperti in generale non riescono ad avere il numero di candidati che permettono di avere, cioè se è un bando per 15 intestivisti ne arrivano 10, ne arrivano 8, ne arrivano 7, il che vuol dire che non c'è interesse, mentre invece in quelli di dermatologia, di oftalmologia, quelli che diciamo hanno meno forme di urgenza, in quelli il numero è completo. Quindi vuol dire che non c'è interesse per le cose che richiedono, come pure quello che viene riferito è che anche per quanto riguarda gli infermieri c'è scarso interesse, perché gli infermieri devono fare le notti, devono fare i giorni festivi e quindi noi oggi in Italia manchiamo di circa 80.000 infermieri. Abbiamo Paola da Padova che vuole salutarla, professore. Vai Paola, e anche la sindaca Ortolan. Prego Paola. Certo, ciao Mirella, buongiorno sindaca e buongiorno professor Garazzini, sono Paola da Padova. Buongiorno. Professor Garazzini, intanto grazie e grazie alla Mirella per questa opportunità, perché soprattutto nell'ambito dei farmaci ci sono grossissimi ci sono grossissimi problemi, oltre che naturalmente i grandi vantaggi, al quale lei con la sua conoscenza e autorevolezza sicuramente porre rimedio e potrebbe ancora di più. Le volevo fare una domanda che credo che possa interessare a molti e sicuramente lei mi può rispondere. Allora, ci sono molti farmaci che vengono ritirati, lei sicuramente, mi sembra che siamo all'ordine dei migliaia, lei sicuramente conosce il numero esatto, ma purtroppo da quando vengono messi nel commercio, quando vengono ritirati, a volte passano anche 20 anni, quindi ci sono effetti collaterali pesantissimi e anche morti che non vengono naturalmente eserciti. Perché passano tanti anni? Un nome per tutti, non so, Cronoscial, Fidia, che conosco bene. Perché ci sono pochi controlli, cioè l'ultimo controllo del prontuario terapeutico nazionale, che è l'elenco dei farmaci che vengono rimborsati da parte del Servizio Sanitario Nazionale, lo abbiamo fatto nel 93, quindi sono più di 30 anni che non si fa un controllo dei farmaci che rimborsiamo, e certamente ce ne sono tanti che sono superati, ce ne sono tanti che potrebbero essere eliminati. Spendiamo, non sappiamo ancora quelli di quest'anno esattamente, ma sono intorno ai 25 miliardi di euro. Risparmiare un certo numero di miliardi non dovrebbe essere molto difficile, e questi miliardi potrebbero essere messi a disposizione di quello di cui ci lamentiamo, cioè per esempio delle liste d'attesa, per diminuire le liste d'attesa. Professore, però adesso per esempio ho nominato il Cronoscial, lì si conoscevano gli effetti collaterali, che era la sindrome di Guillain-Barré, che è paralisi e anche morti, però purtroppo, perché ormai purtroppo c'era la professoressa Montalcini che veniva fuori e diceva no, possiamo lasciarlo in vendita perché non è vero che fa questi effetti. Finalmente dopo 20 anni, dopo svariati morti, che nessuno ovviamente ha esercito, anche se si può esercire un morto, la cosa è rimasta lì, ma questo, ci sono tanti farmaci, cioè non solo non viene fatta una revisione, ma soprattutto quel farmaco lì non era attivo, era quella la ragione per cui bisognava ritirarlo. Non era attivo. Ha ragione, perché è stato commercializzato solo Italia, Spagna e Grecia, l'America non ha mai voluto. Però
lo so che le posso fare l'esempio dei farmaci antitumorali. È uscito in questi giorni un lavoro scientifico in cui hanno visto i farmaci antitumorali approvati dal 2006, mi pare, che sono circa 329, se ben mi ricordo, insomma il numero è intorno ai 300 e qualcosa. I farmaci antitumorali hanno un significato se aumentano la durata di vita, cioè se permettono di vivere un po' di più. Ora, di questi 300 e più farmaci, soltanto per il 22% è stata dimostrata una maggiore durata di vita. Per tutti gli altri o non è mai stata studiata la durata di vita o la durata di vita non è aumentata, però sono farmaci che sono ancora a disposizione e questo, diciamo, è qualcosa che potrebbe essere cambiato. È abbastanza vergognoso. Se no non ce la faccio, devo parlare anche agli ospiti. Grazie Paola. Ecco, avremo, spero, ancora ospite il professor Silvio Garattini, magari anche vedendolo, che non sarebbe male, visto che è ancora un bell'uomo. Professore, ma come fa a mantenersi così bene? Io non voglio dire l'età, ma cosa fa per mantenersi così bene? È sempre in giro per il mondo, mangia una volta solo al giorno. Cosa fa? È nato così lei, professore? No, sono le buone abitudini di vita che contano, cioè dobbiamo intanto non fumare, non bere, l'alcol è cancerogeno, non dobbiamo muoverci, dobbiamo mantenere il peso corporeo, mangiare relativamente poco, insomma sono tutte le regole che tutti sappiamo ma poi non attuiamo e poi ci lamentiamo perché arrivano le malattie. Grazie professore di aver spiegato in chiare lettere, ecco, le regole semplici per vivere a lungo e in salute. Senta, sindaca Ortolan, cosa vorrebbe chiedere al professor Silvio Garattini? Lei si è laureata, ecco, adesso è sindaca, è una donna, anzi il professore ci ha svegliato dicendo guardate che state prendendo i farmaci testati sugli uomini, lo dico anche a lei perché il professore è felice che io dica questo in maniera che qualcuno deve muoversi in più e più di qualche ricercatore è stato un po' imbarazzato di fronte a quello che avevo detto. Ecco, cosa vorrebbe chiedere il professor Garattini, sindaca? Beh, allora, sicuramente nella sua esperienza, diciamo, lavorativa, di continuare comunque a tenere alta l'attenzione nei confronti della ricerca, perché appunto è la nostra speranza, la ricerca è veramente speranza e vita per noi, ecco. Poi ovviamente loro vedo insomma, ho la fortuna di conoscere vari professionisti medici, ecco, loro hanno una vocazione quando intraprendono quel percorso. Dopo ovviamente devono essere messi nelle condizioni di un lavoro comunque dignitoso, perché prima si diceva non sono votati al sacrificio, però quando ti trovi in un reparto in cui sono contati i colleghi e non puoi neanche stare a casa per un raffreddore o un mal di gola perché sennò il turno salta, ecco, in quella situazione là sfido chiunque a rimanerci per molto tempo, ecco, anche perché poi le retribuzioni che hanno non giustificano un sacrificio di vita così elevato. Sentiamo Italo da Padova. Sì, ciao Mirella e buongiorno anche alla tua gentilissima ospite. Ciao Italo. Alla quale volevo chiedere, lei signora, nella espletazione delle sue mansioni, preferisce essere chiamata sindaco o signora sindaco, oppure qualche altra definizione che lei vorrà cortesemente suggerirmi? Perché io di fronte a una donna che esercita una professione che illo tempore era di appannaggio maschile, mi trovo un po' in difficoltà. Lei come vuole essere chiamata? La ringrazio. Non so se è Italo Guglielmo, perché dalla voce assomiglia a Italo Guglielmo, anche se questa mattina è arrivato solo Italo. Prego, sindaca. Allora, diciamo che una riunione ho capito che va detto correttamente in italiano la sindaco.
perché sindaco non è declinabile al momento. Non è e declinabile. rispetto questa regola, diciamo, italiana. Allora, sentiamo il professor Garattini come commenta le parole della sindaca Ortolan, o sindaco, conforme ognuno vuole essere chiamato, proprio in merito di programmazione. Non è solo una questione di denaro, è una missione che fa il medico, però bisogna programmare. È caduto? Niente, adesso vediamo se riprendiamo la linea. Un'altra cosa importante che volevo chiederle, sindaca, ecco il lavoro, la dignità della persona è quando riesce a trovare lavoro. Lavoro ce ne sono tanti, però non si riesce a capire come mai non riusciamo a impiegare queste persone che vengono anche al banco su lavori anche semplici e facili, perché hanno magari anche diversi acciacchi, oppure non riescono ad avere i soldi per spostarsi, perché non hanno la macchina, non hanno niente. Ecco, quanto è importante dare dignità alle persone anche diversamente agili? Allora, ho notato in questi anni che quando una persona esce dal mondo del lavoro per svariati motivi, può essere per motivi di salute, familiari e quant'altro, fa una grossissima difficoltà a riprendere il ritmo. E quindi pone sempre in qualche modo anche delle scusanti, delle difficoltà ulteriori che non sono effettive, sono molto spesso psicologiche, per non intraprendere un percorso lavorativo oppure non intraprenderlo con costanza. In determinate situazioni, secondo me, potrebbe essere utile accompagnare queste persone a un supporto anche psicologico, a una guida, cioè non un inserimento in bomba, diciamo, nel mondo del lavorativo, dove si chiede comunque una prestazione molto elevata. Sarebbe opportuno creare che veramente ci siano delle categorie protette per il reinserimento lavorativo. Ecco. Questo secondo me potrebbe essere una chiave, insomma, per rioccupare questi soggetti, perché in realtà i posti di lavoro non mancano. Esatto. Cioè, c'è un estremo bisogno di forza lavoro, di manodopera specializzata e non, quindi sono comunque mansioni che tutti bene o male possono fare, non serve questa gran formazione se non specifica per svolgere quel lavoro, però manca un po' la forma mentis di queste persone dopo un po' di tempo che sono fuori dall'ambito. Non è anche che forse abbiamo anche troppa burocrazia che impedisce anche di fare anche quel passo in più, perché se cominci a vedere poi proprio veramente come devi comportarti, uno perde anche la voglia di iniziare a fare, perché sono carte su carte, mail su mail, e che non si finisce più. Secondo lei siamo troppo burocratizzati, dovremmo fare qualche passo indietro anche per trovare lavoro, perché io vedo delle persone che veramente non riescono a inserirsi, non c'è niente da fare. Però vedo, insomma, che le aziende mettono fuori tantissimi annunci di lavoro, ma anche le cooperative stesse, cioè si fa un'estrema difficoltà comunque a trovare personale, ma poi dal punto di vista burocratico le aziende o le cooperative o i soggetti, insomma, privati poi si rivolgono comunque a dei soggetti, dei consulenti del lavoro che le gestiscono comunque la pratica, diciamo, contrattuale di queste persone. Cioè, però manca proprio l'approccio, cioè la persona tenta in tutti i modi di rimanere a casa, di far ricorso a dei mezzi, insomma, alternativi di reddito prima di rivolgersi al mondo del lavoro. Allora, il professore Garattini ci saluta, purtroppo non riesce più a collegarsi, non abbiamo la connessione questa mattina, la fotocamera e la videocamera, perciò lo salutiamo, lo ringraziamo, lo avremo in autunno sicuramente, magari in maniera diversa, perché purtroppo avete capito come funzionano le connessioni in Italia. Magari con l'America mi collego tranquillamente, o con l'Africa, e non mi collego magari con Milano. Questo purtroppo è quello che sta succedendo, ma non dipende di sicuro da noi. Un'altra cosa importante è quella che ha detto il sindaco Mario Conte, proprio che rappresenta anche i sindaci, ecco, è molto preoccupato per questi fondi che sono anche stati tolti anche a molti comuni. C'era anche il sindaco Perencin arrabbiatissimo. Andiamo a sentire sia il sindaco Perencin che il sindaco Mario Conte. Adesso vediamo il servizio che parte prima. È lo stesso, uno dei due, tutti e due comunque.
Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, resta solidale con il collega di Venezia nel giorno della bufera, ma questo resta comunque un momento molto positivo per i sindaci, a cui di recente il decreto del ministro Nordio ha facilitato il potere di firma, eliminando di fatto il reato di abuso di ufficio. Il 98% dei casi di persone che risultano indagate per abuso d'ufficio, poi viste le loro posizioni archiviate, però nel frattempo la vita di questi amministratori è stata rovinata, in alcuni casi anche calpestata da un punto di vista mediatico, quindi abbiamo chiesto di avere delle responsabilità anche importanti, ma di alleggerirci da un punto di vista dell'abuso d'ufficio, che è una responsabilità indiretta per dei reati che non dipendono direttamente dalle azioni del sindaco. Ringrazio Nordio perché ha saputo dar voce a un appello lanciato dai sindaci che chiedono responsabilità, ma quelle responsabilità che sono direttamente legate alle nostre azioni. L'opinione del centro-sinistra è invece fortemente contraria al provvedimento, dicendo che porterà di nuovo in auge reati come abusi e sopraffazioni da parte delle amministrazioni locali. Semplificare le regole del gioco non significa lasciare spazio alla corruzione o a favoreggiamento, significa dare la possibilità alle persone per bene di lavorare. Quindi io sono dell'idea che dei sindaci e degli amministratori locali bisogna fidarsi e lo invito a farlo anche alla sinistra. Vediamo anche cosa dice il sindaco Perenzin, che era molto arrabbiato perché abbiamo delle realtà, veramente avete visto quanto sono preoccupati questi sindaci purtroppo. Andiamo a sentire. Il comune di Farra di Soligo, quindi la cittadinanza, ma di fatto la disponibilità dell'ente viene meno per oltre 80.000 euro se parliamo fino al 2028. Sono cifre importanti. La forbice del governo sui comuni più virtuosi. Se il Veneto perderà da qui al 2028 85 milioni di euro, comuni come Farra di Soligo, nemmeno 8.500 abitanti, avranno già da quest'anno 23.000 euro in meno da spendere. È un sindaco arrabbiato visibilmente, Mattia Perencin, che chiede un dialogo più serrato con ANCI e parla questa volta di vera e propria ingiustizia. La cosa che più mi fa incavolare, e dico incavolare per non dire altro, è che comunque vengono sempre penalizzati quei comuni che hanno i bilanci a posto, che guardano con cura anche l'ultimo centesimo che viene speso. Mi viene quasi da dire che forse era meglio fare dei buchi, perché tanto comunque qui nessuno ci mette becco. Sono 6.838 i comuni su cui si è abbattuta la mannaia del governo, che ha risparmiato invece quelli in dissesto finanziario. I comuni non possono essere sempre gli enti dove tutti vanno ad intervenire mettendo appunto le mani nelle nostre tasche, anche perché poi a qualcuno deve pur spiegare ai cittadini perché mancano magari dei servizi o perché non si riesce ad intervenire subito su situazioni magari anche di emergenza. Come la frana di Collaù, 100.000 euro di danni causati dal maltempo degli ultimi mesi. Le prime a saltare, ne è certo Perencin, saranno le manutenzioni delle strade. L'autonomia potrebbe invertire il trend, ammette il sindaco, ma c'è ancora poca chiarezza. Di sicuro da destra a sinistra c'è tanta rabbia. C'è un grosso malumore, quindi non escludo che ci possano essere anche delle situazioni per le quali si vada incontro anche a determinate proteste, perché ripeto, non dobbiamo essere sempre i soliti che vengono mazziati. Comuni con bilanci in ordine, sindaci che controllano anche l'ultimo centesimo, soldi spesi concretamente e correttamente e siano sempre quelli a pagare. Quindi attenzione in questo. Allora, sindaca Ortolan, come commenta queste parole sia del sindaco Mario Conte che del sindaco Perencin? Prega, due problemi però li vivete quotidianamente. Sì, certo, e poi c'è un altro aspetto che collega un po' le due cose. Allora, i sindaci hanno tutta una serie di responsabilità, ovviamente di comportarsi in un'ottica di legalità, evitando compromessi, cercando di favorire situazioni leali, e rispondono, secondo me dovrebbero rispondere per le loro azioni, per quello che loro firmano.
Poi cercano di dotarsi di collaboratori più seri possibili, però d'altronde non è facile non è scontato avere la certezza che la persona che ha incaricato sia una persona onesta. Quello è un fattore personale, assolutamente. Poi il sindaco può, ovviamente, quando viene a conoscenza dei fatti, può denunciare e appunto levare anche la delega. Quindi nel caso di Brugnaro si vedrà esattamente quello che è stato fatto o non fatto, però ovviamente se Brugnaro non ha niente a che fare con questa situazione, non deve neanche per forza rispondere lui al posto del suo assessore. Okay, questo è il principio. Poi tra le varie responsabilità noi abbiamo l'obbligo di tenere manutentato, in ordine, il patrimonio in un'ottica appunto di sicurezza, cioè le strade devono essere asfaltate, non devono esserci le buche, come dobbiamo mettere a posto le scuole o gli edifici pubblici in modo tale che non cada niente in testa a nessuno abbia alcun tipo di problema, però se continuano a tagliarci i fondi noi questo patrimonio non saremo mai in grado di averlo manutentato. L'erba alta dei comuni che ci si lamenta che c'è l'erba alta, ma se io quello è il budget che posso destinare ogni anno, non potrò mai avere un ciglio stradale, i parchi pubblici come li teniamo a casa, che li sfalciamo ogni settimana, però, ogni 2 settimane. Sindaco Ortolani, lei fa parte di un partito importante. Certo. Ecco, il sindaco Mario Conte è lo stesso. Certo. Io vorrei, e lo dico tutte le mattine, vorrei capire chi è che non vi ascolta. Perché a questo punto, ecco, siccome avete la forza dei cittadini, io lo dico tutte le mattine ai sindaci, perché voi siete premiati dai cittadini e se seminate bene raccogliete proprio dei frutti enormi, che sono la seconda candidatura, addirittura la terza. Certo. Ecco, non è che forse siete troppo tiepidi, siete in tanti ma siete tiepidi, perché è vero che il sindaco Mario Conte parla, veramente è accolto anche molto bene, avete sentito, è uno dei sindaci, è il sindaco più amato, però dovete esserci anche voi nel momento del supporto, perché se i vostri partiti non vi ascoltano allora c'è qualcosa che non torna. Ecco, però allora intanto Mirella mi permetta di dire questo: i tagli ai comuni non è una cosa del 2024, è una cosa progressiva che si ripete da anni. Questi tagli ogni anno nel nostro caso sono circa 100.000 euro in meno, 50-100.000 euro in meno. Siamo stati un po' più tiepidi durante il periodo del Covid perché ci sono arrivati dei fondi straordinari che riguardavano la pandemia, che poi ci hanno lasciato usare per altre funzioni tipo caro materiali, caro utenze, ecco. E quindi in qualche modo siamo riusciti a gestire in maniera un po' più morbida, diciamo, la situazione. Ora, con bilanci comunque in difficoltà, tagliano ulteriormente. La cosa che possiamo fare è sicuramente fare squadra o fare anche ricorso, come è già stato presentato in anni passati tramite il centro studi, l'associazione comuni Marca Trevigiana, ecco, che assieme a tutti i comuni che volevano aderire abbiamo presentato appunto un ricorso contro dei tagli che aveva fatto lo Stato. Solo così possiamo difenderci, perché evidentemente il nostro messaggio sembra sempre una lamentela nel vuoto. Evidentemente se non passiamo alle vie legali forse ci ascolteranno, ma con questo governo, con quelli precedenti, sì, la cosa si ripete, ecco, non è una cosa nuova. Sì, parliamo però anche di classe politica che bene o male ha sempre governato. Certo. Perciò anche l'altro giorno io mi sono molto arrabbiata con un consigliere regionale e anche con un consigliere comunale, perché quando ho detto che a mio avviso è inaudito vedere queste liste d'attesa anche per entrare nell'RSA di queste persone che non è che possono aspettare in eterno neppure pagando, e ho detto e ho citato ad esempio Villa Franchetti, perché a mio avviso da anni avrebbe dovuto essere preso in considerazione per dare risposte al territorio in questo senso, e invece continuano a rimpallarsi tra provincia, prima Cassamarca, comune, provincia,
Non si può parlare sempre di 5 Stelle o di il regno del Prosecco. Noi dobbiamo dare queste residenze alle persone che hanno necessità e sono i diversamente giovani che sono ancora in forza. Certo. È inutile che mi dicano ma bisogna presentare il progetto, bisogna mettere in sicurezza. Sì, ma voi siete là per quello, è dal 2005 che ne parliamo di queste cose. L'IPAB non è stata riformata, la regione deve dare risposta, siamo solo noi e la Sicilia, non è stata riformata l'IPAB. Non possono sempre dire c'è qualcosa che a Roma, no, anche qua devono muoversi in maniera diversa. Cosa ne pensa, Sindaco? C'è sicuramente un gran lavoro da fare e nel frattempo dovrebbero essere date ulteriori risorse ai comuni o comunque agli ambiti locali perché facciano fronte, per esempio, attraverso l'assistenza domiciliare. Esatto. Che almeno se c'è una persona con una disabilità o comunque anziana che ha delle difficoltà di autonomia, ecco, almeno mandargli l'operatore a casa i giorni che serve appunto affinché sia controllato. Ma se l'operatore non c'è, cosa facciamo? L'operatore, si può anche trovare l'operatore, però l'operatore va pagato, molto spesso queste famiglie hanno anche delle difficoltà economiche e deve sopperire il comune, ma il comune arriva sempre fino a là, cioè sempre quello è il budget comunque definito. Che mancano cooperatori, questo lo dicono comunque c'è una carenza, i direttori della certo. RSA, inutile facciamo le case di comunità se poi non abbiamo i medici e gli infermieri. Certo. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Niente, è caduta la linea. Allora andiamo a vedere cosa sta facendo la sindaca Ortolan proprio nel territorio, guardiamo queste immagini molto belle. Giovani Fabbri Carbonera, andiamo a vedere. Noi rappresentiamo la terza generazione di mastri ferrai. Gabriele e Leonardo Vazzoler, di 28 e 24 anni, sono i due fabbri più giovani d'Italia. Questi due fratelli possiedono e gestiscono con dedizione l'attività di famiglia nella bottega che hanno rilevato dal padre Maurizio a Carbonera. La loro storia è un esempio di passione, tradizione e impegno. Oggi, con determinazione e competenza, da 3 anni sono alla guida dell'attività dopo aver concluso i loro studi. Abbiamo iniziato pulendo l'azienda, dando una mano ai dipendenti, a mio papà, e piano piano abbiamo iniziato a imparare le varie tecniche. La passione per la lavorazione del ferro li ha uniti. Con abilità e creatività trasformano il metallo in opere d'arte, dai cancelli alle ringhiere, dai lampadari alle sculture. La loro abilità nel modellare il ferro è un dono che hanno coltivato con passione e dedizione. In un mondo sempre più tecnologico, Gabriele e Leonardo ci ricordano l'importanza di preservare le antiche arti e mestieri. Sperano di espandere la loro realtà, ma non solo. Di coinvolgere altri giovani nella nostra età e soprattutto creare una sorta di comunicazione con altre aziende, di collaborazioni per creare nuove idee, nuovi prodotti. Di far sì che il ferro battuto torni in voga, inizi a piacere sempre di più, un po' come una volta, e stiamo infatti lavorando molto su questo aspetto, cercando di trovare forme più minimali, più esili, più pulite, adatte anche alla contemporaneità. Custodi di un'arte millenaria, la loro storia dimostra che la passione e l'impegno possono trasformare un mestiere in una vera e propria vocazione. Il padre, poco lontano, li osserva. Lei li guarda con tanto affetto e orgoglio. Sì, molto. E sto qua a cercare di coordinarli e di insegnargli quello che posso, più possibile che posso insegnargli. Emozionato? Sì, molto. Il buono, adesso andiamo a vedere il cattivo, andiamo a vedere le baby gang sempre a Carbonera e poi commentiamo questi due servizi con la sindaca. Più tempo per lavorare e meno per girare il territorio, creando problemi. Il comune di Carbonera, dopo i fatti che hanno visto giovanissime le prese con aggressioni, atti vandalici e furti, ha deciso di impegnare i leader di queste baby gang in attività più proficue. Abbiamo avviato con delle famiglie in particolare di ragazzi che erano i protagonisti di questi atti di violenza un progetto educativo lavorativo, proprio perché, visto che questi ragazzi molto spesso non vanno a scuola, devono essere impegnati durante il giorno a fare qualcosa di buono, qualcosa che può essere il lavoro, quindi in qualche modo avvicinarli al senso di responsabilità del lavoro. Insomma, impegnare questi ragazzi durante il giorno facendoli lavorare
lavorare. Da maggio, con il sostegno anche delle famiglie, i 2 baby bulli sono in attività. Carbonera funziona così: se ti comporti male e danneggi, finisci a lavorare, che non è, posso dire, può essere una punizione per loro, però probabilmente è più un'opportunità che una punizione. Ecco, un progetto partito in collaborazione con la cooperativa alternativa che ha al suo interno un'equipe di professionisti che segue i ragazzi non solo da un punto di vista lavorativo ma anche educativo. Tanti lavori che realizza la cooperativa. Nel caso di questi ragazzi, avvicinarli comunque all'agricoltura, alla terra, ecco, in qualche modo li fa fare un po' pace anche con se stessi e li rende consapevoli del lavoro che stanno facendo. Un'opportunità, sindaco, fra l'altro, di imparare anche un mestiere. Esatto, ecco, potrebbe essere anche un mestiere per loro. Questa sindaca è esile, minuta, ma con le idee chiare, molto tosta. Avete visto in poco tempo cosa è riuscita a mettere in piedi, e c'è riuscita perché li ha tolti da quelle situazioni che dovrebbero anche tutti quanti imparare e anche a copiare, magari se non riescono a farsi venire le idee, ma soprattutto li ha tolti da percorsi che potevano diventare molto pericolosi per loro, per la famiglia, ma anche per la comunità. Prego, sindaca. Sì, ovviamente il percorso per questi ragazzi deve sicuramente continuare. Anche a settembre appunto saranno invitati e seguiti ad andare a scuola perché sono ancora minorenni, quindi c'è bisogno comunque che completino il loro percorso formativo e poi appunto che si avvicinino con consapevolezza a quello che è il mondo lavorativo, che li distoglie un po' da queste situazioni di noia e che poi portano appunto a compiere anche atti di danneggiamento a volte. Ecco. Quando parla che si confronta con questi ragazzi, perché io sono convinta che bisogna anche capire cosa hanno in testa, perché fanno certi cosa dicono, ecco, la noia, cos'è che muove per fare determinate azioni di vandalismo che poi costano anche cari anche alle famiglie, perché poi devono pagare, però danneggiano anche la comunità. Come spiegano questi atteggiamenti, questa aggressività delle volte così gratuita e molto pericolosa? Poi dipende dai soggetti, alcuni dicono io sto bene quando spacco tutto, quando faccio un malanno. E là non sai cosa rispondere francamente, perché ti domandi ma ti rendi conto poi che poi c'è qualcuno che deve pagare, che deve sistemare quello che tu hai fatto. Altri, in altri casi, sono assolutamente inconsapevoli del danno che hanno fatto e del fastidio che hanno arrecato, quindi lo fanno senza più di tanto pensarci, ecco, rendersi conto di quello che hanno fatto. Ci sono situazioni diverse, ecco. Poi presi singolarmente questi ragazzi sono anche carini, sono anche, diciamo, parlandoci assieme, insomma, si coglie comunque la loro indole, i loro desideri, le loro particolarità. Però messi in gruppo sono deleteri tra loro. Sono deleteri. Infatti anche a metterli a lavorare bisogna cercare di vedere effettivamente se possono poi lavorare assieme, forse è meglio dividerli in alcuni casi. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che interesserà anche la nostra sindaca, perché c'è questo calo demografico nelle scuole. Sì. Andiamo a vedere, sentiamo anche lei se sente, ecco, questi numeri che sono sempre più in calo. Andiamo a sentire. Calo demografico scuole. Adesso dovrebbe partire all'inizio della scaletta comunque, perché è un problema veramente grande. Noi dobbiamo anche capire dove dobbiamo andare a parare, perché è inutile sino a fare tanti discorsi, se non ci sono questi numeri non ci sono e basta. Andiamo a vedere. Noi non abbiamo ridotto la consistenza degli organici, a dire il vero, quindi le classi partiranno anche con un numero ridotto di studenti. Non abbiamo fatto economia di docenti e questo l'ha ben detto il nostro direttore generale. Purtroppo la denatalità è un fenomeno che è inesorabile e ci pone appunto degli interrogativi molto seri per il futuro. Cerca di rassegnare
rasserenare le famiglie il provveditore agli studi di Padova Roberto Natale. Non ci sono tagli all'organico nelle scuole padovane. Rassicurazioni anche per la prima classe della scuola primaria di Salboro. Dovrebbe partire una classe anche a consistenza ridotta, perché i numeri consentivano l'attivazione di 2 classi, per cui la dirigente scolastica credo che abbia maturato la convinzione di poter far partire una classe nella sede centrale e una classe nella sede staccata di Salboro. Resta però alta l'attenzione per gli anni a venire, visto il calo demografico che sta subendo il Veneto e l'Italia in generale. Questo fenomeno imporrà nel futuro una razionalizzazione anche delle strutture, cioè della rete scolastica, dei punti di erogazione del servizio, perché è vero che da un lato il numero di docenti è rimasto invariato in tutti questi anni nonostante il calo demografico, per cui oggi noi abbiamo un organico che non è direttamente proporzionale al numero degli studenti, ma che viene incontro appunto alle esigenze di mantenimento dei presidi scolastici nelle varie comunità. Però nel futuro, qualora questo fenomeno dovesse acuirsi ulteriormente, è chiaro che si porrà un problema, ma riguarderà più la rete scolastica che non la questione dei posti di docenti. Sentiamo come commenta la sindaco. Allora, anche nel nostro piccolo comune ci sono stati comunque dei riflessi dovuti al calo demografico, in particolare in un plesso, quello di Vascon, che è una delle frazioni comunque più piccole del comune, dove appunto per 2 anni consecutivi non è partita la prima elementare, non si è consentito quello che ha appena detto il provveditore, ovvero far partire classi sotto i 15 alunni con la possibilità di ricorrere alla pluriclasse. A Treviso il provveditorato non ha consentito, nonostante fossero state inviate comunque delle lettere, delle comunicazioni in proposito, e quest'anno sono rimaste, a settembre rimarranno 3 classi e quindi meno di 50 bambini, quindi teoricamente quelle 3 classi dovevano essere trasferite in altri plessi. Però abbiamo colto l'occasione del trasferimento dei bambini della scuola dell'infanzia di Mignagola, dove vengono fatti dei lavori di consolidamento sismico e miglioramento energetico. Portiamo lì i bambini appunto dell'asilo in modo tale da proseguire per un altro anno appunto le attività scolastiche in quel plesso, perché poi trasferire i ragazzi da un plesso all'altro, che magari possono essere anche abbastanza distanti l'uno dall'altro, genera comunque delle difficoltà organizzative per i genitori, e soprattutto quando chiude una scuola in centro a un paese comunque muore un po' l'aggregazione sociale, ecco. Sì. Nel caso di Vascon c'è comunque un bellissimo asilo col nido, ecco, che spero tenga alta comunque l'aggregazione del paese, però appunto sarebbe bello appunto che riuscisse comunque a ripartire questa scuola. Allora adesso parliamo invece di furti, purtroppo sentiremo anche cosa ne pensa la sindaco, così si dice, Ortolan. Andiamo a Roncade, cosa è successo purtroppo con questi ladri in casa. Ladri acrobati o quantomeno giovani, atletici e pronti a tutto, anche a saltare con un balzo un cancello per fuggire nei campi. La zona è quella dell'area industriale di San Cipriano di Roncade, la lunga e stretta laterale di via Longhin che si snoda tra case e capannoni verso la campagna, dove i ladri hanno già colpito nei mesi scorsi. In questa abitazione la padrona di casa, che a tarda sera è salita per chiudere gli scuri del terrazzino, si è ritrovato un malvivente accovacciato sotto la finestra. Io pensavo di averli cacciati, che erano già sopra da me, però secondo me a questo punto stavano per entrare. Io li ho disturbati perché, alzando la zanzariera, uno ce l'avevo di fronte fuori dal cancello e quindi ha allertato per me l'altro si era in piedi, che magari stava salendo tramite comunque macchine che appunto sono sotto, e per me in un salto sarebbe già venuto sul terrazzino, perché comunque come io l'ho visto saltare il cancello è una cosa fenomenale. Gli era già capitato? No, però la zona qua è presa d'assalto. Vistisi scoperti, i 2 giovani si sono dunque dileguati senza riuscire a entrare in casa. Una fuga fulminea, sul cancello ancora i segni delle suole. Questa è di una scarpa e questa è di un'altra, perché questa è tutta a righe, invece questa ha anche dei quadrettini, le scarpe da ginnastica.
Quindi è da qua che abbiamo capito che erano in 2. Nell'abitazione dietro a questa altre impronte, stavolta sul muro della facciata che dà sui campi. I ladri sono saliti sui bancali in legno per raggiungere le finestre del primo piano, mentre la padrona di casa era all'opera in cucina. Ci siamo accorti dopo, quando abbiamo avuto la segnalazione dai vicini. Mia mamma è entrata in camera perché hanno toccato sulla camera e ha visto la zanzariera tirata su, i cassettini aperti un pochettino, hanno portato via qualcosina, niente di particolare. E dopo sono andati via, non so perché, se era mia mamma o perché non hanno trovato nulla, sono andati via. Comunque non se li hai trovati davanti? Fortunatamente no. Però mia mamma non ha dormito stanotte. In zona la mattina era stato notato un giovane a bordo di un'auto scura che, sostenendo di essere un addetto della rete elettrica, aveva effettuato un sopralluogo. Un giro che vi è sembrato sospetto? Sì, però non hanno preso giù il numero di targa, quindi... Senta, è una zona un po' battuta questa, Ultimamente sì, la gente adesso ha un po' paura. E adesso ci spostiamo da Roncade a Salgareda, andiamo a sentire questa signora. Tanta rabbia. Io ho tanta rabbia, veramente. Non siamo più a casa nostra. Questa non è una vita. Non ci lasciano vivere nelle nostre case. Via Dante, via Repubblica, via Soldati, tutto in una sera. Il centro di Salgareda battuto dai ladri, in azione forse la stessa banda, composta da 3 soggetti travisati con cappellini e cappucci, ripresi dalle telecamere dell'abitazione della signora Cinzia in via Dante, dove l'allarme è partito ripetutamente poco prima delle 2 del mattino. Il primo pensiero è stato quello di un malfunzionamento, tanto che ha deciso di staccarlo, poi il sospetto. Sono venuta giù, dalla porta che vedo un po' fuori le ombre, non ho visto nessuna ombra, ho aperto la porta e mi sono trovata in giardino una persona al quale ho detto subito: cosa fai qui, vai via, e lui mi ha detto proprio ha fatto così, sì, e ha fatto il giro della casa. Da là ho capito che c'erano i ladri. Blocchetti delle serrature, rimossi su porte e basculante del garage, aperti alcuni cassetti, portate via un paio di collane. Oro, dice, non ce n'è più dall'ultimo colpo subito, ma in quel caso Cinzia non era in casa. La vice sindaca Carmela Polinedrio è andata a trovarla di persona, una cittadina ma anche un'amica, ci dice. Dispiace quello che sta succedendo ai nostri cittadini, alla Cinzia in particolare, che mi ha chiamato subito per farmi sapere cosa gli è accaduto. Io dico solo questo, di fare rete con il controllo del vicinato, di segnalare sempre, perché è meglio sempre muoverci subito. La polizia locale può ben poco, i cittadini guardano le forze dell'ordine e nel frattempo si organizzano con il controllo di vicinato. E proprio in questi gruppi sono apparse altre segnalazioni, spiega la vice sindaca. Via Soldati, ennesima porta scassinata. Mezzanotte e mezza. E lei cosa ha sentito? Un colpo. Che si è rotto questo, ha acceso la luce e scappati. E ha fatto tempo a vederli? No. Il vicino del signor Roberto ci mostra il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso nel suo giardino i ladri a fine giugno. Abbigliamento e atteggiamenti simili ai malviventi in azione in queste ore. Ma non è finita. Andando ancora a ritroso, poco dopo mezzanotte blocchetto saltato anche alla serratura di una bifamiliare di via Repubblica. Anche qui residenti svegliati dall'allarme. Il padrone di casa, Giorgio Forner, si è presentato alla caserma dei carabinieri a far denuncia e ci racconta che c'era la fila. Mi hanno detto anche che sono dei ladruncoli che si spostano, vengono da fuori, fanno il tentativo e poi vanno via. È la prima volta che vi succede? Sì, per fortuna. E che sensazione è? No, guardi, oggi ho un'ansia che mi scoppia lo stomaco, sinceramente, perché io sinceramente non ho mai avuto paura, non sono una paurosa. Però adesso che ti succede, adesso che ti è successo magari cambia la sensazione. Allora, Sindaca Ortolan, come commenta tutto il mondo e il paese, perché succede dappertutto, dobbiamo stare molto allerta, non prendersela facile di sicuro, anche se siamo in casa, però come dice questa signora che abbiamo sentito precedentemente a questa, non si vive più in questa maniera perché non ci sono orari, entrano che sei in casa, che stai mangiando, dormendo. Ecco, che messaggio vuole fare prima di salutarci? Allora, sicuramente in questa situazione dove comunque sono ladri che tentano comunque il furto, difficilmente aggrediscono,
il cittadino, a mio parere, non deve essere più sprovveduto, cioè deve comunque attuare tutta una serie di accorgimenti, chi può, la videosorveglianza e l'allarme, o comunque con una rete con il vicinato, ecco, in modo da prevenire questi atti, perché comunque oggettivamente le forze dell'ordine non possono essere dovunque in qualsiasi momento, quindi dobbiamo essere noi cittadini comunque in primis a muoverci e ad adottare determinati accorgimenti, soprattutto in questo periodo dove molte volte si lasciano le finestre spalancate per far passare un po' di aria, ecco. Quindi bisogna sempre stare all'occhio, ecco, e soprattutto quando succede, anche se magari è il tentativo di furto semplice, che non vi hanno portato via niente, non vi hanno rotto niente, però avete visto dei movimenti strani, comunque chiamate le forze dell'ordine e segnalate, perché questo è l'unico modo per loro di tenere monitorato determinate situazioni. Perciò la denuncia va sempre fatta. Sì, sempre. Grazie alla sindaca Federica Ortolan, sindaco di Carbonera, grazie di essere stata con noi. Pubblicità. E siamo con Michele Favero, segretario Indipendenza Veneto. Ciao Michele, buona giornata. Ciao Mirella, Indipendenza Veneta, mi raccomando. Ecco, vedi, tu che Sbaglianca scrivi, Indipendenza Veneta. Allora, sì. come vede la situazione che si è creata ieri a Venezia, soprattutto questi messaggi devastanti che stanno arrivando, soprattutto questa autonomia, qualcuno dice è fatta, qualcun altro dice calma, calma, dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere cosa arriverà, ci sono i LEP. Prego Favaro. Andiamo con ordine. Per Venezia bisogna leggere le carte, io non faccio nessun commento come tanti commenti che ho letto, sinceramente poi inappropriati, perché se non si conoscono bene i fatti non si possono fare commenti. Vediamo, non uso le frasi di comodo, confido nella giustizia italiana, perché non ho proprio nessuna speranza nella giustizia italiana, questo lo voglio ribadire. Però mi auguro che vengano accertati realmente questi reati e che poi sia a disposizione della magistratura e che soprattutto i cittadini vengano a conoscenza di quelli che sono i fatti veri, non i processi mediatici, perché francamente sono stanco di sentire i processi fatti in televisione. E l'Italia si è distinta in questi anni proprio per aver fatto dei processi mediatici che poi sono finiti nel nulla. Ne cito uno di clamoroso, che è quello per Enzo Tortora. Ne cito un altro meno clamoroso, che però ha significato la distruzione di una carriera politica e forse anche professionale, che è quella di Ignazio Marino nel comune di Roma. Pertanto per me una persona è innocente fino al 3° grado di giudizio. Ecco, qua e chiudo la parentesi Venezia. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, bisogna essere sinceri con i veneti, perché se diciamo delle bugie, poi alla fine non possiamo pretendere che il popolo veneto creda ancora alla classe politica. Non c'è nessuna autonomia. Vogliamo finirla di dire che c'è l'autonomia? Prima cosa, non è l'autonomia di Trento e Bolzano, come vado ripetendo ormai da 7 anni, perché questa autonomia differenziata non è nemmeno l'autonomia sulle materie, è un'autonomia sulle funzioni, su alcune funzioni, e cioè possiamo parlare in modo realistico, di decentramento amministrativo, non di autonomia. Non c'è una forma di autonomia che prevede un passaggio di risorse. Il Veneto non avrà più soldi, come stanno purtroppo dicendo anche alcuni sprovveduti dirigenti e politici del Sud, che stanno dicendo un sacco di menzogne perché non hanno mai letto le carte, dovrebbero studiare anziché sparare delle sciocchezze e parlare a vanvera, ma di questo non mi stupisco più di tanto perché lo fanno da almeno 50 anni. Ecco, il Veneto con questo tipo di autonomia differenziata, chiamiamola con il nome che hanno voluto dare,
non fa altro che rivendicare a sé alcune funzioni per dire: guardate, noi con i soldi che lo Stato italiano attualmente spende per gestire queste materie, noi abbiamo così, insomma, la capacità di spenderli meglio sti soldi. Di questo si tratta. E cioè, faccio un esempio molto banale per far capire alla gente. Se oggi lo Stato italiano spende circa 3 miliardi di euro per l'istruzione veneta, la Regione Veneto sta dicendo: questi 3 miliardi dalli a noi e vediamo cosa riusciamo a fare. Magari, dico io, non mancheranno 3.000 insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico, che è solo nei paesi del terzo mondo che capita questo. Ecco, questo potrebbe essere già un inizio. Paradossalmente, se il Veneto dovesse spendere anche meno di queste risorse, e io sono certo che purtroppo sarà così perché conosco la capacità dei veneti, questo residuo fiscale ulteriore che noi riusciremo così ad avere, dovremmo comunque restituirlo allo Stato italiano, perché questo prevede la legge Calderoli, che non è una gran legge, perché di fatto comunque è una legge quadro sull'autonomia per tutte le regioni dello Stato italiano. Oggi il Veneto, ad oggi, non ha nessuna autonomia. Zaia sta trattando per le 9 materie cosiddette free LEP, e cioè libere dai livelli essenziali di prestazione. Allora, non diciamo fesserie, soprattutto non diciamo bugie ai veneti. Non Ma chi è che dice le bugie e le fesserie? No, perché non passa che siamo noi altri che diciamo. No, chi è che dice le bugie e le fesserie, Favero? I politici di qualche partito nazionale che vanno in televisione a dire che c'è l'autonomia. Non c'è nessuna autonomia oggi. Oggi c'è una legge quadro che disciplina le regole per tutte quelle regioni che vogliono trattare con lo Stato per avere alcune delle funzioni specifiche su alcune materie concorrenti. Questo si deve dire ai veneti e questo si deve dire anche agli italiani. Allora sentiamo anche come commenta un altro ospite che è arrivato, Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, centrodestra. Allora, autonomia, abbiamo parlato anche di quello che è successo a Venezia ieri, però c'è un'inchiesta in corso, perciò bisogna stare molto tranquilli. Però Pitton, è il sistema Italia che non va bene. È un sistema, abbiamo visto anche con gli appalti cosa sta succedendo, ecco, forse è da rivedere proprio questo sistema che fa, per non dire marcio, ma acqua da tutte le parti. Cosa dice il sindaco? Sì, grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. Sì, è un sistema che oltre a essere farraginoso, complicato, burocratico, guardi, io arrivo proprio pochi minuti fa, ho incontrato un'azienda che abbiamo dato l'appalto per il ripristino della piazza principale e non vi nego la difficoltà di questo, la difficoltà anche di avere imprese del territorio, ma non questioni razziste per diminuire quelle che possono essere le imprese di altri territori, è che se è un'impresa che lavora nel territorio vicino a casa, diminuisce i costi, è più presente e ha sicuramente a cuore il territorio, sicuramente vuole fare bella figura. Quindi questo è uno degli aspetti che noi amministratori facciamo fatica. E sui bandi, devo dire la verità, è un sistema che è farraginoso, dove che purtroppo qualcuno riesce ad entrare e fare qualche pastrocchio. Specialmente se ci sono tanti soldi in campo. Ma non sarebbe ora di rivedere un po' tutto, visto che l'Italia ha ben 4 mafie? Ecco, abbiamo sentito questi colletti bianchi anche da addetti ai lavori, che non possiamo dire che sono degli incompetenti. Ecco, dobbiamo stare molto attenti perché le infiltrazioni mafiose le abbiamo anche qui. Ecco, anche voi sindaci che siete in prima linea, siete soggetti e dovete stare molto attenti, perché appunto quando si parla di appalti e di soldi qualcuno si fa sempre avanti. Sta a voi anche capire l'importanza e chi è la persona che vi sta di fronte. Sì, noi è vero in parte, Mirella, è vero in parte, perché poi certi appalti e certe conclusioni di lavori le seguono gli uffici predisposti, a noi arriva di riflesso.
però è anche vero che col sistema Italia che abbiamo, purtroppo c'è la mafia, l''ndrangheta, la camorra, più ne ha più ne metta, si usa un erba un fascio. Mi viene in mente quello che ha detto Favero prima, nel senso che una parte dell'Italia, un parte di Nord Italia dove comunque le cose vengono fatte bene, a parte qualche eccezione, ma veramente qualche eccezione, si inserisce una legge per tutela nazionale dove da altre parti d'Italia si fanno i pastrocchi, e questo complica ancora di più il sistema di lavoro e il sistema di appalto in queste zone. Immagino, prima accennavo, nel mio piccolo comune Meduna di Livenza, dove appunto che per dare un appalto di 500.000 euro, che non sono cifre stratosferiche, c'è una serie di paletti veramente complicati e che porta anche dei costi. Abbiamo Antonio da Padova, poi andiamo da Michele Favero, Indipendenza Veneta. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirelle, buongiorno anche agli ospiti. Buongiorno. Bene, gli appalti, le lobby. Io adesso dico la verità. Ci dicono che il futuro è elettrico, ma in Italia cosa sta succedendo? Stanno, svendendo terreni per pale eoliche e per pannelli solari. Io vedo anche in giro certe zone che hanno messo pannelli solari, anziché mettere grano, frumento, boschi, piante, quelle cose lì. Ma il nostro futuro è finito o finirà nelle palle eoliche e pannelli solari, o c'è qualcosa di diverso? Perché logicamente, Mirella, sta succedendo questo. Le lobby acquistano terreni per mettere su i pannelli solari, perché c'è la legge europea che tu devi comprare le macchine elettriche. Chiaramente, se noi siamo messi male con l'agricoltura, l'unica cosa che ci rimane all'italiano è affittare o vendere territori per i pannelli solari eoliche. Grazie Antonio, devo correre perché sennò non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro. Allora, prima di rispondere a Antonio che ha parlato di palle eoliche, noi abbiamo 2 palle, ormai non sappiamo più da che parte girarci. Io ho il Banco Solidale aperto, non a caso oggi devo dare risposte, non bugie o inventarmi chissà cosa. Andiamo a vedere invece, vorrei anche poi sentire Michele Favero cosa dice il Presidente Zaia sulle liste d'attesa. Andiamo a sentire. Questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente, con un contratto, con un rapporto libero professionale con la regione, piuttosto, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio, ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa. La curva delle prestazioni in attesa sta scendendo, dicono i grafici illustrati a Palazzo Balbi. Le liste d'attesa, un problema storico della sanità anche veneta, ingigantito dai ritardi dovuti alla pandemia, stanno iniziando a calare. Dal maggio 2023 a quello dell'anno successivo, le prestazioni da garantire entro 10 giorni dalla prescrizione sono passate da 502 a 0. Quelle con priorità di 30 giorni sono passate da quasi 83.000 a quasi 14.000, pari all'83% in meno. Quelle da 60 a 90 giorni da 74.000 a 28.000. Le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano, e ripeto, facciamo un concorso ogni 3 giorni. E l'altra specialità è quella della dermatologia, dove anche lì c'è più attesa, e dermatologi non ce ne sono, informazione ce ne sono pochissime,
pochissimi e questo creano pochi problemi. Nella gestione delle visite per combattere le liste d'attesa sta giocando un ruolo di crescente importanza anche l'intelligenza artificiale. Stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo, con le date e gli appuntamenti già fissati, in modo tale non soltanto c'è una sequenza corretta, ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione. Allora, Michele Favero, come commenta questo servizio molto importante? C'era Arnaldo Piton che scuoteva la testa, è disperato, stiamo andando sempre più giù, diceva Piton, prego. L'Italia si è dimostrata anche in questo caso un pessimo paese, perché ha distrutto, sta distruggendo, smantellando la sanità pubblica, e ha iniziato con il blocco, con il numero chiuso degli studenti a medicina. Solamente un paese che non ha nessuna visione, che non ha nessun politico all'altezza poteva mettere il numero chiuso, e oggi, sebbene la popolazione italiana sia in netta diminuzione, abbiamo queste liste d'attesa. Se è vero, mi auguro di sì, stanno calando, benissimo, però ciò non significa che non ci siano problemi, perché ad ogni modo lo sanno tutti ed è una scoperta dell'acqua calda, che se c'è bisogno di una visita urgente, il 90% dei veneti ormai va dal privato, perché tra pagare il ticket e aspettare 3 mesi e pagare un po' di più e pagare il privato, uno sceglie di pagare il privato. Allora uno dovrebbe chiedersi: ma dove vanno a finire i miliardi di tasse che pagano i veneti, e soprattutto tenendo conto che il Veneto ha un residuo fiscale di 18 miliardi? Mi piacerebbe tanto che mi rispondesse il signor De Luca o la signora Todde dopo tutte le sciocchezze che hanno detto in questi giorni. Ecco, io mi auguro comunque che vi sia un'inversione di tendenza, perché la sanità pubblica è una delle poche cose buone che abbiamo in Veneto, e soprattutto fino adesso il Veneto è stato benchmark, cioè una sanità modello anche per tutti gli altri. Stiamo perdendo punti, ma ripeto, mi auguro che vi sia questa inversione tendenza. Sentiamo anche cosa dice il sindaco Piton. Devo correre, Favero, poi ritorniamo anche da lei. Devo correre perché il sindaco è in prima linea. Prima Antonio da Padova diceva: ci mancano anche i campi col fotovoltaico, non ci facciamo mancare niente, perché le persone stanno vedendo e sono con le mani nei capelli, perché non si sa benissimo dove la politica voglia andare a parare. Invece di dare servizi alle persone, veramente una popolazione che sta invecchiando, andiamo chissà dove per scoprire chissà cosa. Prego, forse il cemento, ecco, ne abbiamo scoperto tanto e lo impieghiamo anche molto cemento, forse dovremmo anche cambiare direzione. Prego, sindaco Piton. Sì, ha perfettamente ragione lei. Dopo ricordo non solo gli anziani, anche le persone fragili, i disabili. Ci sono veramente dei tagli che lasciano anche perplessi. Io farei un ragionamento un pochettino velocemente più ampio. L'Europa ci dice: dobbiamo andare sull'energia pulita, eccetera. Ci siamo, fotovoltaici, quello che è, almeno che non deturpi il paese, tutto quanto è vero. Però dobbiamo anche fare un ragionamento un pochettino più profondo, perché siamo in una comunità europea dove tutto sommato le leggi vengono rispettate, le vetture sono abbastanza aggiornate, cerchiamo di usare un combustibile, penso al metano o a qualcos'altro, ma in realtà cosa inquina l'Europa, per non parlare proprio dell'Italia, rispetto al mondo? Se pensiamo all'India o alla Cina, inquinano 60 volte in più di quello che inquina l'Europa. Allora dico, se la coperta è corta, perché i PFOR avendo averli sempre no altri? Ecco, quindi è vero che dobbiamo avere un ragionamento futuro per i nostri figli di pulizia, di inquinamento minore e tutto quanto, però io direi anche che incomincino chi inquina di più, penso anche agli Stati Uniti d'America, e poi magari ci prodighiamo a farci del male
anche noi che tutto sommato qui le cose vanno anche dalla parte giusta. Detto ciò, sulla sanità, ecco, sulla sanità l'ho provata anche io nella mia pelle, ho dovuto fare degli esami e alla fine sono andato nel privato perché i tempi erano lunghi, veramente lunghi, e ho scoperto che insomma in questi ultimi anni purtroppo, soprattutto per gli anziani, devono valutare e mangiare quel poco di pensione che hanno per farsi esami in privato, perché nel pubblico i tempi sono veramente infiniti. Questa è una piaga che sta aumentando. Maurizio da Conserve, vai Maurizio, veloce. Ciao Mirella, buongiorno signor Favero e buongiorno all'altro ospite che non mi ricordo il nome. Il sindaco Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna. Il sindaco, buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, interessantissimo i vostri commenti eccetera. Allora, io per carità voglio entrare su un argomento, praticamente la burocrazia. La burocrazia, secondo me, che io ne ho passato, Mirella sa qualcosa, ok, non voglio entrare in certi argomenti. Ecco, la burocrazia è il cancro dell'Italia, come ce ne sono tanti altri, ecco, del resto. Comunque, va bene, io dico soltanto questo, che si potrebbero utilizzare i milioni, anziché di darli all'Ucraina in armamenti, e qui concordo con Mirella, per sistemare la sanità che sta andando a rotoli. Ecco, io attendo vostre risposte sia da Favero che anche dal sindaco. Buona giornata, ciao Mirella. Tuo desiderio esaudito, prego Favero. Ma condivido il 100% quello che ha detto il telespettatore. Da tempo noi lo diciamo che non bisogna difendere i confini, ma bisogna abolire i confini e difendere i popoli. E noi non stiamo difendendo il popolo ucraino e nemmeno il popolo russo. Noi stiamo difendendo dei confini politici usando delle armi che porteranno al massacro solamente le persone più povere, come avviene in tutte le guerre. Io non ho mai sentito il presidente Zelensky dire una sola volta voglio la pace e voglio che si parli di pace. Io lo sento girare l'Europa ormai da quando è iniziata la guerra a chiedere solo armamenti, e qualche politico anche italiano che parla di pace giusta. Io sta gente qua la metterei in carcere solo per le parole che dicono, perché la pace giusta non si ottiene bombardando i territori o dotando adesso l'Ucraina di aerei F-16 o di altri armamenti che poi rischiano di scatenare la terza guerra mondiale. Io direi che abbiamo una classe dirigente politica assolutamente inadeguata, che sta facendo di tutto e di più per portare questa gente al massacro. E mi auguro con tutto il cuore che venga eletto Trump, perché secondo me è l'unica soluzione che abbiamo per porre fine a questo massacro da una parte e anche dall'altra. Ciò non significa, e voglio premettere, che sono putiniano. Per me Putin resta un criminale, ma la soluzione non è venuta certo d'oltreoceano questi anni. Però io chiede Favero, però c'è qualcuno che anche dice ma se ti aggrediscono, perché il pazzo nel mondo lo troveremo sempre, non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda, e se tu vieni aggredito, questo è quello che si sente anche dalle telefonate, devo sapere anche difendermi, devo proteggermi. Cosa dice Pitton? Se io vengo aggredito come faccio a difendermi se non sono all'altezza della situazione, visto anche cosa sta succedendo nel terzo mondo, perché sembra che questa bomba atomica e armi nucleari ce l'abbiano più loro che noi fra poco. Prego. Sì, poi anche qua appunto si parlava di macchine green e di fotovoltaici, e poi a qualche migliaio di chilometri, neanche tanto lontano, bombardano incendi, posti di petrolio, e pensiamo a basi nucleari, cioè inquinano in una maniera criminale veramente. Ecco, anche qua io non sono un tutologo, però da persona così che segue le cronache un po' e legge i giornali, tutto quanto, mi ricordo benissimo l'inizio di questa guerra, l'arrivo di carri armati russi, eccetera, in quel frangente là dove si annusava ormai
sai l'odore della polvere da sparo e quant'altro, mi pare che nessuno ha fatto niente. Cioè era quello il momento, secondo me, di agire e dire fermi tutti, qua c'è qualcosa che non va, la Russia sta attaccando, prepariamo una tavola rotonda e cominciamo a discutere di questo prima del peggio. E come diceva Favero, da una parte e anche dall'altra mi sembra, ecco, e qui, anche qui, chi doveva forse smorzare i toni, e quindi dico anche l'America, forse ci ha messo un pochettino di benzina sopra. Sentiamo anche come commenta Michele Favero. Qualcuno dice che forse la Russia doveva entrare nella NATO quella volta che era stato richiesto e qualcuno non ha voluto farla entrare, e questo ha determinato poi che è successo quello che è successo. Favero? Adesso non parliamo di fantapolitica, la NATO è proprio nata, è stata creata per essere anti-russa, tra virgolette. C'erano due blocchi contrapposti tra comunismo e paesi occidentali. Prima c'era la vecchia URSS, non diciamo perdonatemi delle sciocchezze adesso. No, è stato detto questo, non è che si dica, ognuno dice quello che pensa, che sente, è giusto sentire anche quello che pensano altre persone, prego. Per carità, però diciamo una realtà invece che è sotto gli occhi di tutti. La NATO ha sempre più allargato i propri confini, quasi infischiandosene poi di tanti accordi fatti prima. E vorrei sottolineare una cosa: il Donbass è stato bombardato per 8 anni dall'Ucraina. Le popolazioni del Donbass hanno avuto morti, c'è stata la strage di Odessa con 100 persone bruciate dentro al sindacato di Odessa. E allora perché in queste fasi nessuno ha detto nulla? Perché si è permesso che queste popolazioni, che di fatto sono russofone, venissero aggredite sebbene all'interno di quello che è uno Stato? Noi dobbiamo, ripeto, come ho detto prima, abolire i confini e premiare i popoli. Dovrebbe essere fatto un referendum sotto l'egida dell'ONU, non dico sotto i russi ovviamente, e dare la possibilità a queste persone, a questi territori, di manifestare liberamente il proprio pensiero. Se vogliono essere annessi alla Russia perché si sentono russofoni, noi non possiamo obbligarli a rimanere sotto un paese che li ha bombardati per 8 anni. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche ai tuoi ospiti che hai là. Allora, innanzitutto volevo salutarti, Mirella, perché è un periodo che non riesco a prendere spesso la linea. Volevo dire, Mirella, che mi hai sentita fino adesso? Sì, bene Giulia, sì. vai. Sì, volevo dire, Mirella, che quello che sta dicendo Favaro, ho detto giusto il cognome? Favero. Michele Favero, Indipendenza Veneta. È giusto, Mirella, anche la telefonata del signor Maurizio, ma Mirella, ma speriamo che non vada su la von der Leyen là, perché guarda che quando, come ha detto il signor, avevano visto l'inizio che la Russia cominciava a portare ai carri armati, dovevano subito metterli al trattato di pace, non dire sì, la Russia ha aggredito, è da condannare, per carità, però non abbiamo mai sentito quello lì dell'Ucraina, chiama armi tutti i giorni. Ma è ora di finirla, Mirella, perché qua anche a Vicenza sono in rivolta, vogliono portare qua missili con tutto quello che abbiamo, l'Italia della NATO a momenti, e comandano loro. E allora, Mirella, se Putin ha fatto quella mossa, l'ha fatta perché quando c'era il povero Gorbaciov aveva detto lui, poveretto, di dare, sì, ma che non dovevano allargarsi ad est, e invece gli sono andati in bocca. E poi quando lui vedeva che iniziavano a massacrare tutte le famiglie, 14.000 morti, e il coso del sindacato là che ha detto giusto il signor Favaro, che li hanno bruciati vivi, che stavano scappando per i balconi e gli sparavano, allora cosa poteva fare Putin? Grazie Mirella? Giulia, devo chiudere perché sono proprio in chiusura. Giulia cara, ti ringrazio, chiama ancora, spero che tu riesca a prendere la linea. Sentiamo velocemente Michele Favero e poi Arnaldo Pitton. Prego Favero.
Sì, ma la signora non ha fatto altro che confermare quello che ho detto e la ringrazio anche. Purtroppo, ripeto, c'è una realtà che la gente dovrebbe conoscere. Gli Stati Uniti d'America producono ogni anno 800 miliardi di euro di armi o di dollari, se volete. Cambia poco. Da qualche parte queste armi devono pure arrivare. Allora non facciamo i soliti ipocriti, non facciamo finta di non sapere. Se qualcuno produce armi, queste armi devono per forza andare da qualche parte e le guerre vengono fomentate da chi ha interesse a fomentare la guerra. Beh, siamo il primo paese per la produzione di armi, se qualcuno non se lo ricorda è meglio rinfrescare la memoria che l'Italia è il primo paese per la produzione di armi. Pitton, velocemente, perché siamo in chiusura. Sì, personalmente sono uno antiguerra a prescindere, quindi qualsiasi guerra, ce ne sono tante nel mondo, sono odiose, penso ai bambini, penso ai anziani, penso insomma a tante cose, sono odiose, vedi Palestina, Israele, insomma ne abbiamo più ne ha più ne metta. Ripeto quello che ho detto prima, c'erano i predisposti e si poteva benissimo, secondo me, bloccarla prima, c'era tutti i presupposti per capire nettamente che c'era un inizio di guerra e qualcuno si è girato dall'altra parte, qualcuno ha fatto finta di niente e qualcuno invece molto probabilmente aspettava col cassetto pronto con i contratti per gli armamenti. Questa è la triste realtà. Noi ci siamo in mezzo e in questa situazione cerchiamo di mediare, però molto probabilmente contiamo poco e nulla. Come sindaci, ho sentito anche Perenzin, poi abbiamo sentito anche altri sindaci in forte difficoltà per questi tagli che vengono fatti, questi soldi che non arrivano. Da lei com'è la situazione, Pitton? Guardi, io devo dire la verità, noi abbiamo lavorato parecchio, i miei uffici, i miei assessori e siamo uno dei comuni che ha portato a casa parecchi fondi PNRR. Abbiamo portato a casa quasi 4.600.000 euro nel nostro piccolo comune di 3.000 anime. Abbiamo fatto opere importanti, però ecco, bisogna avere progetti, bisogna preparare i progetti. L'unica nota dolente che devo dire è quella che tante volte abbiamo dovuto anticipare noi di cassa nostra e della nostra tesoreria per pagare le imprese venete giustamente che lavorano, perché faticano ad arrivare i soldi, nonostante fai i progetti, nonostante siano fatti bene, nonostante che poi ti dicano ok procedete, e poi dobbiamo comunque anticipare i soldi perché arrivano con fatica. Poi arrivano, però comunque è un costo per un piccolo comune anche questo. Quindi qua voglio dire, insomma, ecco, su un'amministrazione si dà da fare, c'è anche la possibilità di portare a casa qualcosa, sì bene che comunque è difficile. Sentiamo come commenta Michele Favero e anche come ci saluta. Prego Favero. Io vorrei che tutti i sindaci del Veneto capissero finalmente che serve un partito territoriale del Veneto, perché altrimenti, se speriamo che sia Roma a stabilire quali sono le priorità del Veneto, soprattutto anche, come abbiamo appena sentito dal sindaco, che elargisca i soldi, possiamo star qui a parlarne per 100 anni, non cambierà mai. I tagli adesso vengono fatti ai comuni più virtuosi e i comuni veneti, neanche farne a caso, sono i comuni più virtuosi di sempre e da sempre. Non abbiamo un solo comune veneto in dissesto finanziario. Vorrei ricordare che solo il comune di Napoli invece ha debiti per oltre 1 miliardo di euro. Questa è l'Italia, ma se continuiamo a fare eleggere i nostri rappresentanti seduti a Roma e legati a dei partiti nazionali, per il Veneto resteranno solo le briciole, come sta avvenendo negli ultimi 30 anni. Però Favero, è anche da dire che la storia insegna. Mi ricordo quando si parlava di bilanci che qui al nord i sindaci erano terrorizzati se non presentavano il bilancio, e dall'Emilia Romagna in poi più di qualcuno se n'è fregato e non è successo niente e vissero tutti felici e contenti. Non è veramente che, come si parlava prima, Pitton, sia il sistema da cambiare, anche il sistema politico, perché non può funzionare così, non può sempre pagare scarpa grossa e tutti gli altri invece fuori felici e contenti.
perché questo sta succedendo. Ecco, che paga sempre è la persona che veramente si è comportata anche bene, che per male una virgola, ecco, riesce anche ad avere delle sanzioni incredibili, che i veri, poi abbiamo le carceri strapiene, i veri delinquenti magari fuori. Prego Piton. Sì, ecco, io sono invece dell'idea che comunque attenzione a dare la totalità dell'autonomia a qualsiasi regione. Ecco, penso alle regioni a statuto speciale che non dovrebbero neanche esistere, piuttosto dico che attenzione, se pensiamo alle alluvioni di qualche tempo fa, l'Emilia Romagna, regione di tutto rispetto, virtuosa, di gente che lavora, che si dà da fare, che ha il PIL più alto anche del Veneto, per quel che riguarda i problemi idrici, le alluvioni e quant'altro, non hanno agito per niente. Penso anche alla Toscana, altra regione di fattura rossa, che magari pontificano chi fa meglio, chi fa male, però a casa sua hanno grosse difficoltà, penso anche al riciclo dei rifiuti e quant'altro. Quindi ecco, su questo ragionamento qua lo farei più attento. È vero che comunque lavoriamo, è vero che facciamo PIL, è vero che siamo una regione virtuosa, però abbiamo le nostre difficoltà e i nostri errori li facciamo anche noi. Ecco, dicevo prima le tempistiche sanitarie, pensando alla grandissima ministra che avevamo, Tina Anselmi di Castelfranco Veneto, che ha fatto una legge meravigliosa, quella di dare la sanità a tutti. Ecco, di quella legge là è rimasto ben poco e sta veramente deteriorando tutto. Grazie Arnaldo Piton, sindaco di Meduna di Livenza, grazie a Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta, collegato con noi da Padova, grazie di essere stati con noi, grazie anche a voi, tantissime anche questa mattina, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bistecche all'aceto balsamico. Nel 1630, durante la peste manzoniana, i nobili spruzzavano qualche goccia di aceto balsamico sui fazzoletti per respirarne le benefiche esalazioni. L'aceto balsamico rendeva salute e tranquillità a Gioacchino Rossini. Ingredienti per 4 persone: 4 bistecche, 30 grammi di burro, 2 cucchiai d'olio, uno scalogno, 2 cucchiaini d'aceto balsamico, prezzemolo, sale. In un tegame lasciate scaldare una parte del burro con l'olio. Adagiate nel recipiente le bistecche. Cuocetele a fuoco vivo per pochi minuti da entrambi i lati. Salatele a fine cottura. Passatele sul piatto da portata e tenete al caldo. Nel sugo insaporite lo scalogno tritato e unite il burro tenuto da parte. Lasciate addensare leggermente. Aggiungete l'aceto balsamico. Mescolate rapidamente. Ritirate dal fuoco e versate la salsa molto calda sulle bistecche. Cospargetele con prezzemolo tritato e servite. E buon appetito!